Ok, buongiorno a tutti. Allora riprendiamo i lavori del nostro incontro dedicato a questo volume della Treccani. La sessione pomeridiana inizia con il Settecento. Abbiamo con noi come docenti ospiti, e li ringrazio subito per la loro disponibilità, i professori Paolo Russo e Matteo Giugioli. Come abbiamo fatto questa mattina, lascio per prima la parola agli alunni che dovranno appunto interagire con gli articoli presenti appunto in questa sezione e poi per lasciare anche libero spazio a delle domande. Prego. Sì, buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento particolare alla Fondazione Levi e ai relatori dell'Enciclopedia Treccani per questa splendida occasione di confronto. In quanto dottoranda in musicologia, ma anche violinista e violista, ho letto con molto interesse il saggio su Antonio Vivaldi del maestro Saldelli e quello sulla liuteria della maestra Melini, sui quali vorrei condividere le mie riflessioni, per poi passare la parola ai miei colleghi Attilio e Mariano. Inizierei con il saggio su Vivaldi che ho trovato davvero meraviglioso e ben strutturato, incentrato principalmente sul ruolo di Vivaldi come popolarissimo innovatore sulla scena musicale europea, sia nel campo della musica strumentale ma anche vocale e operistica. Tra le innovazioni di maggiore rilievo che si stabiliscono grazie a lui, Sardelli indica ad esempio l'alternanza della forma tutti solo nei concerti per violino e orchestra e in forma di ritornello con una struttura metrica ben codificata fino a Beethoven e a Brahms. Inoltre una tendenza a un'apparente semplificazione dell'armonia secondo quello che Talbot chiama un faux naïf style che lo rese famoso in tutta Europa con l'impiego di lunghi passaggi all'unisono o in ottava. Quest'uso, già presente in Bieber e Albinoni, trova in Vivaldi un forte espediente espressivo. Inoltre la contrapposizione fra temi maggiore e minore e maschile e femminile che sarà poi largamente impiegata nel classicismo viennese. Al contrario di Bach, i temi vivaldiani hanno una forte base melodica e sono sempre molto attraenti e parte appunto dalla linea melodica per attuare poi un fine contrappunto, seguendo appunto un procedimento inverso a quello bachiano. Inoltre l'effetto sorpresa dato da irregolarità, piccole asimmetrie formali, armoniche e metriche è al cuore dei 12 concerti per violino del ciclo La Stravaganza. Ciò che tuttavia mi ha colpito di più è l'attenzione che Sardelli ha riservato al Vivaldi operista. Sempre citando Talbot, Sardelli pone il prete rosso all'apice dell'opera italiana a lui contemporanea, completando una triade già formata da Handel e Monteverdi. Nel 1737 Vivaldi dichiara di aver composto 94 opere. In questo conteggio rientrano probabilmente anche diversi pasticci. Solo 21 di queste opere sono giunte a noi in maniera completa. Anche qui il saggio evidenzia le soluzioni strumentali molto sperimentali e fantasiose vivaldiane, ad esempio dell'aria superstite della Fede tradita e vendicata, RV 713, o la difficoltà tecnica di agitata dei due venti della Griselda. A questo proposito vorrei chiedere un parere del professor Russo su quali e quante innovazioni e soluzioni adottate dal Vivaldi operista abbiano inciso sulla transizione dell'opera italiana fra 7 e 800 appunto dall'opera di Zeno Metastasio fino al nuovo gusto musicale oggetto del suo capitolo. E ringrazio per l'attenzione. Sì, facciamo come stamattina, domanda e risposta direttamente. Dunque, dell'articolo di Sardelli su Vivaldi io non mi diffonderei più di tanto, soprattutto per quanto riguarda la parte strumentale, salvo osservare come lo schema per generi che viene proposto mi lascia qualche perplessità sostanzialmente, così come il riferimento di Vivaldi insieme a Monteverdi e a Handel. I riferimenti per il primo Settecento, i riferimenti operistici sono piuttosto altri piuttosto che non Vivaldi.
penso a Hasse, penso a Leo, penso a che hanno un impatto diverso e anche una diciamo una ripercussione nel tempo molto più accentuata rispetto a quanto invece proponga Vivaldi. Quindi non saprei individuare in Vivaldi un elemento significativo nel passaggio poi che, come mi chiedeva lei, tra 7 e 800, farei fatica. È vero che nell'opera vivaldiana c'è estremo interesse per l'aspetto timbrico, c'è estremo interesse ovviamente per il virtuosismo, per la vocalità, ma il problema successivamente è piuttosto di integrazione con la scena, integrazione con il gesto scenico, che in Vivaldi, perlomeno per le opere che sono più note, che vedo sinceramente meno. Insomma. Non so se Matteo Giugioli ha qualcosa anche da dire, soprattutto per quanto riguarda la parte strumentale dell'articolo. Allora, ringrazio il professor Russo. Io, diciamo, su questa mi limito a rimarcare, proprio in linea con quello che diceva il professore, che in fondo Sardelli, anche se, diciamo, chiaramente il suo è un ritratto di messa in evidenza dell'importanza di Vivaldi, no? Che viene sottovalutata anche in ragione di una determinata ricezione che la figura certamente ha avuto, no? E la musica vivaldiana. Comunque c'è stato un lungo oblio, la rinascita vivaldiana è stata novecentesca e c'è comunque il problema delle costruzioni discorsive, quindi un problema che poi si affaccia, insomma, periodicamente nella storia della musica italiana, e penso che questo volume Treccani lo metta in evidenza, di come talvolta questa capacità, no, alta capacità anche artigianale dei musicisti italiani venga scambiata per questa facilità, no? Anche in Vivaldi l'aspetto della composizione modulare è stato poi preso, e quindi di una sorta di concordanza, no, tra molte composizioni, come poi sarà il caso di Rossini, viene poi spesso travisato in quella pigrizia, o perlomeno invece, insomma, Sardelli sottolinea questa operosità di Vivaldi, no? E questo ritratto ce lo ridà in pieno in questa luce. Direi che però c'è la questione appunto del Vivaldi, che già in vita negli ultimi anni in qualche modo decade a se stesso, cioè purtroppo Vivaldi è un compositore, e questo Sardelli lo dice, anche se questo famoso viaggio a Vienna, dove Vivaldi lascia tutto ciò che ha, insomma, a Venezia, certo è una fine triste della storia, no? E questo, diciamo, per la persona, ma anche proprio per l'opera, che in qualche modo è forse, l'opera intendo opera e musica, che in qualche modo nel caso di Vivaldi è proprio forse l'ambito artistico che più lo lega a un presente problematico, no? Perché bene o male la musica strumentale di Vivaldi ha in questa sua rigogliosità ha poi questo subitaneo riflettersi anche nell'esperienza degli europei che lo raccolgono, ma l'opera no, infatti non a caso è quel frangente in cui, sebbene insomma abbiamo queste testimonianze, Vivaldi dice che ha scritto 94 opere, che poi appunto, come Sardelli dice, forse sono da inserire anche i pasticci, quindi semplici collaborazioni dove appunto magari Vivaldi ha partecipato con un numero, no? Un'area, opere di più autori, insomma, no? Dove vengono raccolte musiche di più autori. Però ecco, c'è questo punto del fatto che la linea Vivaldi in qualche modo anche nell'opera non è la linea che subito prevale, no? Perché non a caso appunto c'è l'ondata, l'arrivo dei maestri napoletani e quindi ecco il recupero anche dell'opera vivaldiana sia musicologico che musicale è più nostro, no? È qualcosa che più che per le generazioni mi sembra insomma che si capisca più questo, no? Quindi anche allora ecco che questo paragrafo effettivamente abbastanza completo sulla base degli studi di Strom, cioè, Sardelli fa una cosa a mio avviso incomiabile, cioè cerca di dare un'immagine di Vivaldi quanto più possibile aggiornata, no? Lui conosce chiaramente, essendo il depositario anche del catalogo Riom, ci dice, no, quali sono almeno i limiti di questo catalogo e fa una traccia, anche se in modo essenziale, una storia del problema della catalogazione delle opere vivaldiane. Poi appunto, anche se in effetti questo andare per generi apre, insomma, qui si potrebbe discutere all'infinito, però quantomeno, diciamo, mette a sistema anche tutta la parte dell'opera e musica con il resto della composizione vivaldiana. Ecco che allora, no, ad esempio, questa attenzione timbrica che si riscontra nell'opera per il teatro
in un capitolo complessivamente così ben scritto fa capire quanto l'esperienza appunto della scrittura concertante vivaldiana attraversi, no, obliquamente tutta l'esperienza del compositore. Ecco, quindi la vedrei più messa a sistema all'interno dell'opera di Vivaldi, questo aspetto dell'ascito anche dell'opera in musica, che non poi per quello che dà effettivamente, come è stato detto, alle generazioni successive, dove forse Vivaldi è proprio quasi ignorato come operista, no? Cioè, è stato riscoperto molto successivamente. E anche le questioni che pone al centro del suo interesse operistico non sono poi quelle che diventano cruciali di lì a pochi anni dopo. No? In fondo il commento, no, se posso chiusare su questo, il commento che diciamo Sardelli richiama in luce un po' negativa nel suo saggio, ma che poi invece nel saggio di Pavanello torna su Tartini, no? Che Tartini diceva Vivaldi tratta la voce come il manico di un violino, no? Cioè, in fondo questo, cioè, si capisce come qualche decennio dopo, mentre Tartini appunto sceglie consapevolmente di tenersi fuori dall'ambito appunto di ciò che non gli appartiene, quindi la musica d'opera in primis, in fondo in questo commento, che è un po' chiaramente sferzante, certamente venato da una volontà un po' di critica, no? Però forse ci fa capire come nel giro di qualche decennio appunto gli interessi nell'opera siano altri, cioè non interessa più cioè non è solo l'aspetto appunto eventualmente della cantabilità, no, e dell'integrazione voce-strumento, come magari nell'opera di Vivaldi emerge con forza, ma c'è tutta la questione scenica, drammaturgica, che ha un'evoluzione e che respira altri influssi più anche nella gestione del recitativo accompagnato, che diventa un punto centrale di un ripensamento radicale della drammaturgia. Sì. E quindi sono altri aspetti rispetto a quelli focalizzati da Vivaldi sostanzialmente. Grazie. Sì, essenzialmente infatti la precisazione di Sardelli era l'abbandono di Vivaldi dell'aria con basso continuo per sostituire la forma ritornello per voce orchestra, che in realtà però mutua dal concerto solista, quindi comunque i modelli sono sempre principalmente strumentali. E infine volevo sottoporre una considerazione. Strumentali e di tradizione virtuosistica. Assolutamente sì, certo. E volevo sottoporre una considerazione sulla liuteria sul capitolo della maestra Melini, anche se non so se ci sarà qualcuno che potrà rispondere, ma volevo effettivamente condividere una considerazione dopo aver letto il suo capitolo. Ho apprezzato moltissimo l'excursus storico in cui Melini rintraccia la nascita del violino seppur appunto in scuole separate come quelle di Cremona e Brescia, diciamo che la fa risalire a una ragione principalmente di carattere pratico, ovvero il violino come discendente della viola da braccio inizialmente utilizzato dai maestri di ballo itineranti, perché appunto viaggiavano per le corti di tutta Europa. E un altro aspetto che ho particolarmente apprezzato, raro per un'enciclopedia ma veramente prezioso, è stato l'approfondimento sui maestri archettai, con appunto anche la menzione dell'eccellenza francese delle botteghe Tourte e Bazaine, da cui viene infatti anche il mio arco per violino. E come fa presente la maestra Melini alla fine del saggio, per quanto riguarda la liuteria è venuto ormai meno l'apprendistato in bottega, e infatti i giovani ora possono apprendere quest'arte, che è comunque una forma sia di arte che di artigianato, tramite numerosi laboratori e scuole di perfezionamento a Cremona, a Gubbio, comunque nel territorio italiano. A questo proposito volevo diciamo
condividere una sorta di potenziale lacuna derivante anche dalla mia esperienza personale, dovuta al fatto che l'anno scorso è venuto a mancare il mio liutaio di fiducia, e questo ha creato una serie di problematiche in cui non sono certamente sola, perché molti colleghi di strumentisti ad arco come me, violinisti, violisti, condividono, ovvero che venendo a mancare per qualsiasi motivo, un trasferimento, una diciamo rinuncia al lavoro, un punto di riferimento quale il proprio liutaio di fiducia, i musicisti non sanno a quale liutaio rivolgersi, non c'è comunque una rete trasparente di contatti tra appunto tutti questi giovani liutai che escono da queste scuole di specializzazione e i musicisti che in effetti avrebbero molto bisogno dei loro servizi. E quindi mi chiedevo se ci fossero delle iniziative per divulgare, sensibilizzare e comunque creare un anello di congiunzione tra questi due settori, quello degli strumentisti e quello degli artigiani liutai, perché comunque sarebbe, io trovo, necessario. Grazie. Sì, questo aspetto della liuteria è interessante, quell'articolo anche io l'ho trovato molto interessante e mi faceva pensare quanto fosse importante leggere la produzione strumentale di Corelli, di Vivaldi, cioè riflettere sul fatto che la grande tradizione della scrittura violinistica viene definita contemporaneamente alla definizione degli strumenti. Allora, quanto c'è in quella letteratura di esplorazione tecnologica dello strumento, no? Quanto c'è in Corelli e poi in Vivaldi di esplorare questo oggetto che è diverso da liutaio a liutaio, che sono ogni volta diversi, quindi quanto c'è nella loro musica anche di esplorazione della tecnica, un po' come certa musica di Berio nella Centro di Fonologia della RAI di Milano, che è esplorazione del suono elettronico, che è una novità strabiliante, no? Quando lui dice abbiamo per le mani una roba stranissima che è il nastro magnetico, cosa possiamo farne? E quindi quanto la sua musica è esplorazione di questa tecnologia, così pensarla anche per quanto riguarda la definizione della scuola violinistica italiana, della tradizione violinistica italiana, proprio come esplorazione di questo oggetto che a sua volta si stava formando e stabilizzando nella sua struttura poi che poi è durata per decenni dopo, insomma. Quindi c'è un aspetto importante dell'aspetto della liuteria proprio anche nello studio della musica strumentale di questi anni, credo. Ecco, sì, anch'io se posso, appunto, dico volentieri due cose, appunto, pur anch'io non essendo un organologo e avendo trovato questo contributo molto interessante e anche utile, no? Nella sua collocazione all'interno appunto di una panoramica sul Settecento musicale italiano, dove purtroppo appunto c'è questa idea di integrare, no? Uno studio organologico, ma insomma di storia dell'organologia interessata proprio a rapporti tra sviluppo degli strumenti, tra tecnologia e musica e musicisti, no? In qualche modo appunto anch'io concordo con questa idea che quasi l'ottica che abbiamo su certo Novecento, no? Dove queste dimensioni sono integrate quasi per forza di cose, un articolo come questo ci invita a cercare di riportarlo anche su secoli precedenti. Mellini, insomma, che è una specialista di questi aspetti, insomma è una persona, come si capisce anche da questo breve saggio, perfetta per questo tipo di disamina, mette in evidenza anche alcuni aspetti interessanti, secondo me anche quest'idea un po' di una tradizione che però è in continuo movimento, no? Perché cioè, quindi anche quest'idea di una necessaria quasi alterità anche rispetto comunque a questo mondo del suono antico, no? Cioè di non illuderci anche con la riscoperta degli strumenti, chiamiamoli originali, di ritornare, no? in pieno nel clima sonoro di un'epoca, no? Cioè da considerare un po' come le lingue si muovono nel tempo, così anche proprio il suono e i suoi strumenti di produzione non stanno mai fermi, anche questi violini che alla fine anche gli Stradivari, pur feticizzati da un mercato milionario eccetera, in realtà sono strumenti in movimento che hanno subito una trasformazione radicale, un'ottocentizzazione, no? Cioè quindi anche il mettere in rilievo questi aspetti
tutta la parte anche proprio di mistero costruttivo che è destinato a rimanere tale, cioè secondo me sono aspetti che appunto ci stimolano proprio a entrare criticamente nella questione del rapporto tra musica, musicisti e strumenti, non a prendere le cose per date con l'idea di catalogare dati e con questo trovare la verità, no? Cioè qui davvero si entra quasi quando cerchiamo di restituire la musica a questo suo effetto concretezza sonora, lì c'è un limite dato dal tempo, no? Merino lo dice quasi anche tra le righe, forse questa specialità, no, dei violini come quelli Stradivari è data anche proprio dal passare del tempo. Chi lo sa, c'è un elemento di imponderabile e impenetrabile, no? E anche questo aspetto mi sembra molto utile rimarcarlo. Però appunto concordo anch'io con l'idea che sia utile integrare le prospettive. Quello che lei dice in realtà sulla rete appunto degli UTAI e sui rapporti musicisti un po' mi stupisce. Io ho vissuto a Cremona negli anni in cui ho fatto il dottorato, si parla di una decina d'anni fa, e mi sembrava che almeno a Cremona la rete degli UTAI fosse piuttosto coesa, quindi pensavo che in realtà andando proprio per centri geografici fosse anche per un musicista abbastanza, non dico facile, ma insomma accessibile a trovare insomma il proprio strumentaio di fiducia. Io sono chitarrista di formazione e lì la situazione è abbastanza dispersa, anch'io non ho personalmente un liutaio di fiducia, però ne conosco diversi, no? E uno va un po' a cercarseli sulla mappa, però un po' mi stupisce che nel caso almeno degli strumenti ad arco ci sia questa idea non corporativa. Ecco, invece a Cremona, cioè in città avevo avuto un'idea diversa, sarà che quello è un luogo proprio dove Parma anche mi sembra molto ben organizzata, c'è un buon centro. Esatto, no? Avevo avuto quest'idea più di un certo sistema, anzi quasi tra scuola, botteghe, artigiani, però appunto non ho poi esperienza diretta, quindi... Ed è anche importante quello che lei ha sottolineato prima dell'archetto, l'importanza degli archetti. In Tartini lo si vede, tutta insomma, la bibliografia su Tartini e nella sua vita, ma anch'io ero violoncellista tempo fa. L'archetto è la cosa più preziosa ed è veramente quello a cui non si pensa, ma che è quello che poi fa il suono, insomma, alla fine. E su quell'articolo sono alcuni aspetti interessanti che vengono messi a fuoco. Moltissimo, infatti a Cremona c'è la ALI, che è l'Associazione Liutaria Italiana, ma è davvero uno dei pochi casi in cui c'è proprio anche un albo strutturato. E per quanto riguarda appunto la questione della filologia, anche io l'avevo trovata di particolare interesse, anche semplicemente per l'aspetto meccanico, cioè le corde ora che prima erano di budello, ora sono di metallo, e con quelle di budello la tensione dell'accordatura sarebbe eccessiva, perché prima era ai 420 Hz, ora ai 440, quindi diciamo che ci sono degli aspetti che non possono essere pienamente restituiti. Comunque grazie per le vostre risposte. Grazie a lei. Ci sarebbe, credo, Mariano. Sì. Buongiorno a tutti, sono Mariano Porta, chitarrista, trombonista e musicologo. Sto facendo a Ca' Foscari una tesi su Giuseppe Tartini, un'edizione critica sulle sonate a tre. Ringrazio la Fondazione Levi, l'Enciclopedia Treccani, ai professori e ai colleghi. Ho letto con molto interesse l'articolo di Agnese Pavanello su Giuseppe Tartini, anche quello di Matteo Giugioli sulla musica strumentale da Scarlatti a Boccherini. Una cosa che mi ha attirato specialmente l'attenzione in entrambi gli articoli è questa considerazione dei compositori posizionati fra due epoche. Cioè, non sono né tardo barocchi né preclassici, e anche si può considerare che sono dentro dello stile Galante, però lo stile Galante è allo stesso tempo una variante locale francese di quel fenomeno che io chiamerei, non trovando migliori parole, illuminista. Allora, quello che mi chiedevo
come si potrebbe mettere in evidenza questo periodo storico, magari trovando un equilibrio fra internazionalismo e localismo, visto che è un fenomeno piuttosto internazionale, però che è definito solo a livello locale attraverso lo stile galante, o come un periodo di transizione. Come si può mettere in evidenza questo periodo? Questa sarebbe una delle domande. Lascio a Matteo la prima risposta, poi se mai, visto che ha citato il tuo saggio, va bene. Prato, grazie. Sì, dico due cose, poi appunto possiamo dialogare e completarci senza problemi. Questo per me, diciamo che proprio questo aspetto della domanda è quello che un po' mi è sembrato l'elemento più stimolante quando mi è stato chiesto di scrivere questo saggio. Io mi ero occupato di diversi, in vari contesti, di alcuni di questi musicisti che poi ho inserito nel mio capitolo, però appunto alla fine Tartini l'ho toccato anch'io, quindi insomma gli studi della Pavanello li conoscevo, che poi sono studi che a loro volta tengono conto di tutto il movimento su Tartini, che insomma è un movimento piuttosto imponente nella musicologia italiana, internazionale, intorno a Durante, insomma sono Tartini una delle figure che negli ultimi anni, anche poi con il 2020, le ricorrenze eccetera, ha avuto certamente una grossa ondata insomma di studi molto, molto importanti. E è anche uno di quei casi in cui tutto sommato le prospettive, anche senza andare a Dunias e a Brainard, ma anche per tornare a Petrobelli, diciamo che la musicologia più recente su Tartini ha proprio ripreso e consolidato, no? Quindi alcune di quelle proiezioni, quindi è un caso interessante di studi piuttosto concordi nell'arco di decenni, no? Quindi insomma, come dicevo, io mi ero occupato, parto da studi su Boccherini, però avevo trattato in alcuni casi di Sammartini e del suo ambiente, occasionalmente. Forse appunto l'autore di cui mi ero occupato meno direttamente è proprio Scarlatti, però in questa occasione, essendo il corpus delle sonate scarlattiane una delle mie ossessioni, anche proprio all'ascolto, ma come penso di molti musicisti e musicologi che si occupano poi di Settecento, insomma ho trovato un po' stimolante proprio cercare di mettere di cercare di tracciare un filo tra queste personalità e tra queste esperienze, e questo problema, no, di come raccogliere questa epoca, cosa dire su di essa, qualcosa che sia anche un po' nuovo, un po' diverso, no, si pone. Allora, io ho trovato molto profittevole proprio la prospettiva di questa storia del pensiero, no? Cioè quindi la cornice entro il quale noi siamo andati a parlare di musica, no? Cioè questo contributo italiano alla storia del pensiero, perché mi sembra che appunto tutto sommato questa storia della musica tra chiamiamolo tardo barocco e classicismo viennese, in questa finestra, io ho parlato di stile galante usando il termine un po' come fa Hertz, no? The Galant Style, cioè questa etichetta non riferendola a un'esperienza particolare ma prendendola proprio come proprio etichetta musicologica, storiografica più che propriamente stilistica legata a un'esperienza nello specifico locale, no? Però allora proprio, cioè, mi è sembrato interessante e secondo me utile per entrare in questa materia proprio uscire dalla dimensione dello stile musicale, no? E addentrarsi in quello che è invece il rapporto tra musica e pensiero, cioè di fatto quindi andando più, diremo, secondo l'archeologia del sapere, in modo discontinuo, no? Prendendo i corpus e le composizioni, le produzioni dei singoli artisti come non tanto come tappe necessarie di un qualcosa che procede linearmente nel tempo, proprio come isole, no? Ognuna delle quali ha poi sue peculiarità che talvolta si differenziano e non trovano punti di contatto con altre. Sono proprio partito dal corpus delle sonate di Scarlatti cercando di vederle in questo modo, cioè non di vederle, cercando per forza di leggerle stilisticamente all'interno di una continuità tra barocco e quello che viene dopo, ma cercando di vedere insomma quello che secondo me, no, sul piano del pensiero questa musica portava con sé di speciale, e mi sembra che di speciale un corpus, cioè la musica strumentale a questa altezza, le sonate di Scarlatti lo fanno ben vedere, è proprio questa idea di un'evocazione di mondi, cioè anche la musica strumentale a questa altezza, quindi già nei primi decenni del Settecento, ma lo stesso vale per i concerti vivaldiani, non solo quelli a programma, ma in generale attraverso proprio questa intromissione forte della retorica nella musica, ma una retorica filtrata
comunque da un io artistico, no? E questo nel corpus delle sonate di Scarlatti mi sembra che sia molto potente, cioè la forza di queste sonate, più che nella definizione, no, di questi principi formali che poi contraddistingueranno questa musica, le trattazioni storiografiche, la forma sonata di Scarlatti, eccetera, sia più nel fatto di riuscire a modulare e a fondere in un discorso proprio, quindi nella forma concreta di un pensiero attraverso note, senza parole, no? Proprio una riflessione espressiva. Questo, cioè, secondo me, si trova in forme molto diverse in Scarlatti, ma lo si trova in Tartini, lo si trova poi in Boccherini. Insomma, secondo me questa linea proprio del vedere il musicista, anche il musicista strumentale italiano, che poi viene spesso appiattito su questa dimensione del virtuosismo, quindi di una sorta di ricerca, di consenso, no? E di stupefazione attraverso il suono, in realtà vedere proprio questi musicisti quasi come dei pensatori che però esprimono il loro pensiero non attraverso trattazioni estetiche, ma attraverso la concretizzazione che questo pensiero ha nella musica, no? Ecco, mi sembra che allora questa epoca, vista in questa prospettiva, chiaramente perde la sua come dire, la sua uniformità legata a quest'idea di questo stile galante, ma diventa appunto un'epoca in cui i contrasti contano di più dei tratti di somiglianza, no? Quindi insomma si ridrammatizza un po'. Io ho cercato quindi di lavorare più su questo discorso della prospettiva generale. Insomma, mi fermo qui, spero comunque di aver almeno impostato, se non risposto, aver almeno dato un accenno di una direzione. Sì, credo che sia importante, il tuo stadio è molto, molto puntuale su questo, e quindi anche considerare poi la forma sonata di Scarlatti, come tutto sommato una conseguenza, sì. Non poi così, cioè dopo tutto arriva quello, no? Cioè, ci sono altre strategie comunicative, retoriche, comunicative, l'importazione nella musica strumentale della fraseologia dell'opera buffa, che veniva già riconosciuta all'epoca, che però consente una costruzione modulare del tessuto musicale. Tutto questo poi la si mette in una struttura, in una forma, e la forma sonata scarlattiana piuttosto bipartita, piuttosto che tripartita, ne è poi in qualche maniera una discendente, un corollario, ma è proprio la strategia comunicativa che mi sembra fondamentale. E in questo senso forse cercare di trovare una definizione della musica a cavallo, no? Come chiedeva il nostro interlocutore Mariano, anche questo forse poi è secondario, perché poi le strategie comunicative sono molto diverse in Italia, in Francia, in Germania, ma anche in Italia stessa fra diversi centri, diversi obiettivi. Così come la funzione di Milano, di San Martini, che viene illustrato, è ben diversa da quella che si realizza con Tartini, per esempio, o con altre situazioni. E quindi forse conviene proprio capire per adesso, come si diceva stamattina, piuttosto che cioè allontanarsi dalla situazione in maniera da poter vedere ogni fenomeno a sé stante, poi semmai cercare una sintesi successivamente, ma per adesso secondo me è più proficuo trovare i vari filoni come si muovono in sostanza. Esatto, sono perfettamente d'accordo, questo è proprio il completamento di quello che volevo dire, che appunto che ho cercato di, almeno nel mio testo, di scrivere, insomma. Ringrazio. Grazie. Tra l'altro su Tartini, con Mariano Porta abbiamo avuto una breve corrispondenza tempo fa. Io ho il dubbio della sonata di Donna abbandonata quando è stata chiamata così, perché non risulta da nessuna parte chi ha dato questo titolo e quando. Almeno nel Settecento non veniva chiamata così. D'Alembert forse sì, D'Alembert cita una sonata di Donna abbandonata di Tartini, però che sia questa non lo so. Nei primi dell'Ottocento la corrispondenza in nessuna pubblicazione esce con quel nome per prima volta in una stampa francese. Io l'ho trovata, grazie ad altri colleghi che mi hanno aiutato, l'ho trovata citata nei cataloghi di
bibliografici, librari degli anni 30 dell'Ottocento, quindi lì c'è, là c'era, però poi quando sia stata definita non si sa. E questo è curioso che non lo sappiamo, perché è una delle sonate più famose di questo periodo, no? E non sappiamo come sia nato il titolo. Però appunto questo, diciamo, mi sembra un'ulteriore conferma di questa necessità in qualche modo di un percorso a ritroso e di distanziamento rispetto a questi brani, perché in qualche modo, no, anche affidarci alla sicurezza di questi titoli ci dà quest'idea di un Settecento, almeno a questa altezza, insomma, omogeneo, no? Dove c'è una musica già tendenzialmente pura, uso questo termine con tutte le virgolette possibili, è una musica rappresentativa, descrittiva, chiaramente isolabile. Ecco, Tartini è proprio l'esempio di un musicista dove queste categorie quasi non hanno senso, perché nel caso di Tartini l'uso dei riferimenti stratificati alle dimensioni testuali, che poi talvolta vengono appunto inseriti dal discorso successivo, anche il Trillo del Diavolo, in fondo quello è stato ricostruito, no? Tutto il percorso che ha portato alla applicazione di nomi, e anche l'uso, un po', diciamo, quello che rende fuorviante l'uso di questi motti tutto particolari di Tartini. Però Tartini, ecco, studiato invece appunto con questa ottica di ridare spessore e profondità singola ai compositori, ai loro spazi, ai loro entourage, fa vedere come lì quasi la rappresentatività è un elemento di ricerca verso l'essenzialità della musica, no? Tutto serve alla ricerca di questa presunta matrice naturale, no? Cioè Tartini è veramente in questo senso un autore molto particolare, no? E solo però con una prospettiva che riprenda davvero in modo non con il tentativo di ricondurre a un contesto che deve svilupparsi in un determinato modo, ma di riprendere davvero in senso critico gli elementi personali, no? Anche quelli più che conducono a delle aporie, dei vicoli ciechi all'interno della creatività di un autore. Ecco, questo ci consente di capire in tutta la complessità e però di comprendere anche la forza di questi testi, che sono evocativi, testi musicali, parlo anche al di là di quelli che sono poi i titoli che vengono loro annessi nel corso della storia, no? Insomma, penso sia una strada per riaprire il campo, non tanto per come dire, per chiudere la partita, ecco, no? Io mi riallaccerei poi appunto ai miei colleghi. Intanto ringrazio il professor Giuggiolo e il professor Russo, ovviamente la Fondazione Levi e la Treccani. Ecco, le suggestioni sono tante e quindi colgo l'occasione, sono molto felice di poter rivolgere magari le stesse domande appunto per questo scambio. Ecco, io ho letto, diciamo, con attenzione il saggio del professor Giuggioli appunto su Scarlatti e Boccherini, che è molto affascinante, devo dire, perché appunto c'è questo sguardo critico trasversale, no? Sullo stile Galante, che a proposito della storia delle idee, no? Mi ha fatto venire in mente quando Isaiah Berlin in Controcorrente diceva: non dobbiamo considerare la storia, i fatti, no? Come una collezione di grani fattuali nel rosario, diciamo infilati in un rosario, ma dobbiamo, diciamo, considerarlo come un mondo. E allora un mondo, direi, da abitare. Nel suo saggio veramente molto, molto intrigante, appunto, si abita questo mondo dello stile Galante, un mondo fatto di capitali europee della cultura, della musica, appunto per citare sempre Herz, fra Madrid, Londra, San Pietroburgo, Parigi, Napoli ovviamente. E riallacciandomi al professor Russo, perché diciamo io nasco in terra paesielliana e nasco paesielliano da Tarantino con Lorenzo Mattei, quindi diciamo che avevo diciamo, il paesiello nelle corde, e quindi questa scuola napoletana, fra tutti i musicisti gloriosi del nostro Settecento, è stata in effetti quella che più forse ha rappresentato la civiltà dell'emigrazione, no? E quindi diciamo in cui questi musicisti, come si sa, no, esportano modelli formali, linguistici, espressivi, quindi parlano una lingua napoletana che poi degrada, disse a un certo punto, il napoletano vuol dire italiano, quindi parlano una lingua italiana in tutto il mondo, possiamo dire, in tutta Europa e in tutto il mondo, e quindi con tutti gli influssi, gli innesti che ne sono derivati. Ecco, diciamo in questo quadro a me è molto cara questa idea delle isole artistiche e di considerare, no, come si diceva, e anche di considerare molto l'aspetto sociale e culturale. Mi viene in mente, per esempio, cosa non sarebbe stata la musica senza la Freemasonry in Inghilterra,
con le azioni culturali della propaganda e soprattutto dei concerti pubblici, oppure tutto ciò che è per la cultura e per la vita di Haydn, come di Paisiello stesso, appunto, se non ci fossero stati questi circoli. E poi d'altro canto, diciamo, ho trovato molto affascinante, ecco, che questi celebri maestri che sapevano tanto, no, per dire, con Cimarosa, erano molte volte si debordano fra, appunto, come si accennava proprio all'inizio, con il primissimo intervento, fra il suonare, il saper suonare e il saper cantare, questa ibridazione che credo sia un carattere molto più forte. Poi volevo rivolgere una domanda poi anche al professor Russo circa invece un personaggio, scusate la rabdomanticità dell'esposizione, che è Angelo Tarchi, che io adoro e credo sia un esempio fulgido di questa ibridazione. Ma comunque, tornando allo strumentale, al vocale, ecco, io volevo chiedere appunto questo, cioè si sa che si è sempre evidenziato che molte volte gli strumenti si teatralizzino, no? Mirano appunto a cantare come se fossero delle voci. D'altronde, se pensiamo a Porpora, che battibeccava con asse in virtù di beghe da prime donne, no, fra la Mingotti e la Bordoni, ho detto, era un grandissimo compositore di musica strumentale, quindi come i trappeggi sonori al violoncello sono gli stessi che lui dà, insomma, consegna alla voce del Farinelli, per esempio, no? E quindi, d'altro canto, diciamo, la voce però, al contrario, spesso risuona, suona come uno strumento. E quindi, diciamo, un dossier che è interessante aprire, seppure si cerca sempre di dire appunto che l'opera influisce in maniera diretta e univoca, no? C'è l'influsso sulla musica strumentale, sarebbe forse opportuno, probabilmente potrebbe essere, insomma, si dovrebbe intendere forse in senso circolare in questo Settecento cosmopolita, in questo Settecento dove le idee, in realtà i musicisti, appunto, come diceva il professor Giugioli, non vengono vergate su dei trattati, ma nel fare musica, muovendosi di corte in corte, di cultura in cultura, e facendo parte in maniera più liberale e molte volte verso la fine del Settecento anche avulsa, o cercando di staccarsi sempre di più magari dalle corti, ed sviluppando una propria, diciamo, personalità anche a livello sociale, come interesse di musicista. Ecco, magari questo interscambio fra il repertorio vocale e strumentale, forse proprio come un circolo, quasi da non poter più stabilire fin dove, se non sbaglio fu Ballola una trentina di anni fa, quando uscì il Don Chisciotte di Paisiello, a dire: non si capisce in quest'opera dove c'è lo strumentale e il vocale che si frammischiano. E quindi questa è una prima suggestione. Ecco, e poi volevo chiedere al professor Russo di Tarchi, mi permetto, ecco, quindi vi ringrazio in anticipo. Sì, questa circolarità è assolutamente cruciale. Ci sono elementi sicuramente vocali che entrano, soprattutto nell'opera buffa, che entrano nella musica strumentale, nella costruzione modulare, eccetera, come si diceva prima, ma anche viceversa, perché la presenza della musica strumentale nell'opera del tardo Settecento, lo sappiamo, è notevole, ma è notevole perché si riconosce alla musica strumentale una capacità espressiva prima inaudita, e quindi la possibilità del compositore di dialogare direttamente con lo spettatore alle spalle del personaggio, di fatto si forge in questo torno d'anni. E quindi sicuramente questo passaggio c'è, e c'è in autori della tradizione di Tarchi, di Tritto, che sono proprio centrali in una dimensione di una... Sì, ormai non sono... Ha ragione lei a dire che forse non si parla neanche più di scuola napoletana, perché a questo punto è una scuola panitaliana. Si sono ormai loro, che erano i più giovani, sì. I cadetti, i figli cadetti si erano universalizzati, già europeizzati. Sì, io mi sono occupato di Gnecco genovese, che però di fatto condivide insomma, gli stilemi di questi anni, assolutamente. E se posso, appunto, mi aggancio, non voglio togliere la parola al professor Giugioli, per dire quanto anche questi compositori siano fondamentalmente ricettivi a livelli impressionanti anche della letteratura, se erano attentissimi lettori. C'è un Tarchi che intona forse per primo il Dorvale Virginia, come tanti altri, come anche la Virginia che era stata fatta qualche anno prima da Alfieri,
è lui uno dei primi che, a parte i gloriosi diciamo prodromi seicenteschi, insomma, che la fa lui, ecco, erano molto attenti anche sul piano letterario, erano ricettivi di questa cultura, ecco, erano illuministi, tra virgolette, cioè nel senso aprivano la loro mente a una pluralità di suggestioni che lascerebbe intravedere appunto una panoramica non napoletana, non italiana, bensì, appunto, come stava dicendo lei, professore, appunto europea. Questo mi ha sempre anche molto affascinato. Sì, il problema è il fascino che io trovo nello studiare questi autori, in questo periodo. Come diceva il pittore scozzese Brown, i musicisti di rado sono filosofi, che era un modo di dire imparano a bottega e vanno avanti a bottega. E allora non c'è una trattazione, non c'è una teorizzazione, c'è una pratica artistica, e c'è una pratica artistica che porta anche a un incrocio fra letteratura, fra teatro, ballo e musica, fortissimi i rapporti, soprattutto in quest'epoca, col ballo e col teatro di parola, ma proprio anche a livello di certe drammaturgie. Si parlava l'anno scorso, anche sempre qui, certe forme operistiche come i rondò, quanto hanno a che fare con l'idea del silenzio, della recitazione, del teatro recitato di parola, o con la capacità di ridire le stesse frasi con un tono diverso, e come questo agisce poi sulla pratica artistica e musicale. Allora, ecco, però tutto questo senza una teorizzazione, è tutta cosa che va cavata, dai testi, e va insomma dalla viva musica. Dalla viva musica, estratta. Quindi se posso concludere, proprio visto che appunto tutto questo mi trova perfettamente concorde, però proprio questa dimensione quasi intrinseca, no, delle dimensioni che vengono dalla pratica, implica una difficoltà sul piano della metodologia d'indagine, no? Cioè bisogna affinare strumenti per entrare dentro queste matasse però dalle quali dipende appunto la rimessa, diciamo, in campo come grandi autori di autori musicali che così grandi non sono stati considerati fino ad ora. Chiaramente sempre senza, cioè è chiaro che qui poi si entra nella questione del canone, che ha tutte le sue, che è una questione a sé, no? Però certamente tutta questa fila di musicisti italiani del Settecento fino ad arrivare all'interregno, appunto, dove siamo arrivati adesso, cosiddetto interregno operistico, per tutti è possibile, diciamo, non solo scoprire qualcosa di nuovo in senso microstorico, cioè di aggiornare biografie, di aggiornare conoscenze di dati, ma anche proprio di, diciamo, ridare profili artistico-espressivi ben più densi e corrispondenti a quella che poi è stata l'attività nella storia di questi musicisti, parlando adesso, quindi andando proprio a aprire il dossier su ciascun compositore, cercando di comprendere non solo, diciamo, dalla lettura della musica quello che come è possibile inserire questa musica nel contesto generale delle musiche dell'epoca, ma cercando di capire ragioni, influssi, premesse e poi obiettivi e concretamente gli spazi dove queste musiche, sia in forma testuale che performativa, hanno circolato, sono state accolte, eccetera. Insomma, ridare dal mio punto di vista una tridimensionalità nel tempo e nello spazio a esperienze artistiche che lo meritano, insomma. Tentare anche, no, di affiancare un discorso di storia delle idee che forse talvolta, diciamo, è più sotterraneo, comunque si tende a marginalizzare. In qualche modo, no? Cioè, tirando fuori l'etichetta dello stile galante, così, questo è stato proprio sotterrato completamente, no? Cioè, come dire, questa è un'epoca di musica senza idee, direbbe un musicologo di linea tedesca alla Dahlhaus, no? Cioè, qui cercheremmo appunto una musica che è appunto cioè ancora, come dire, le idee sono ancora venute. Certamente non bisogna poi fare un errore di prospettiva e applicare al Settecento questioni che poi saranno dell'Ottocento, eccetera, però certamente una riapertura
sul complesso di ciò che ruota intorno al fatto musicale e alle musiche stesse la si può tentare. Cioè, secondo me in questo caso ci permette questo di non solo di scoprire nuove musiche, ma di rivedere, di riascoltare, di riapprofondire le musiche che già conosciamo, arricchendoci un po', insomma, no? Professore, la ringrazio molto e ringrazio ovviamente anche il professor Russo, preziosissimi, e farò tesoro. Io credo che sia stato chiamato involontariamente in causa il collega De Matteis, però non vorrei tirare in ballo Grazie con a voi, il discorso del... e appunto ringrazio anch'io davvero per la lettura critica dei contributi, per le domande che ci avete rivolto, e mi ha fatto molto piacere tornare anche su questo lavoro che per me è anche un saggio di qualche anno fa, però insomma è l'occasione per ritornarci su, insomma, sul mio e su quello dei colleghi che hanno partecipato a questa impresa titanica del volume Treccani, perché comunque di un'impresa titanica si tratta. Un volume immenso. Mi spiace che mi sono andata la connessione un attimo, ho perso le ultime battute. Ma erano sostanzialmente ringraziamenti. Ecco, ok, allora mi unisco ai ringraziamenti anch'io. Allora. Grazie a tutti, grazie delle domande. Va bene, grazie. Grazie a Matteo Giugioli e Paolo Russo. Per quanto riguarda adesso la sezione 800, purtroppo il professor Rostagno non può essere presente, e quindi la gestirà solo Marco Targa, che non è presente. Marco? Sì, ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, ciao Roberto. Ben arrivato. Bene, lascio subito la parola agli alunni, Francesco Avallone, Vera Vecchiarelli e chi si era prenotato per questa sessione. Allora, sì, comincio io. È Alessandro Avallone, non è Francesco, ma scusa. va bene uguale, anche perché è il secondo nome Francesco, quindi proprio non si è sbagliato. Grazie, allora sì, comincio io, poi do la parola senz'altro a Aurea Antonella. Grazie al professor Targa, e innanzitutto ci tengo a portare a tutti voi un abbraccio affettuoso da parte del professor Rostagno, che insomma ho sentito veramente l'ultima volta questa mattina, desiderava tantissimo essere con noi, purtroppo sta poco bene e quindi non ha potuto partecipare, e gli manchiamo tanto e ci tiene tantissimo appunto a ringraziarvi per l'iniziativa e a mandare il suo saluto a tutti voi. Avrei dovuto interloquire anche con lui, oltre che col professor Targa, a proposito del suo contributo nel volume, nell'Enciclopedia Treccani, appunto intitolato Musica e politica nell'Ottocento italiano, ma nell'Ottocento europeo. Invece, appunto, senz'altro recupereremo il suo contributo nel dibattito. E vorrei invece subito rivolgere al professor Targa come dire, le mie osservazioni, le mie domande sul suo saggio che si occupa del fenomeno verista tra 800 e 900. È una locuzione molto difficile, molto ambigua, quella di opera verista, come sottolinea giustamente il professore nel suo saggio, perché si può adattare a una molteplicità non solo di stili, ma anche di filoni operistici differenti. Oltre alla cosiddetta opera verista, il cui titolo più famoso è senz'altro Cavalleria Rusticana, 1890, famosissimo appunto di Mascagni, ci sono altri filoni operistici che rientrano in questo fenomeno e che però forse non possono essere collegati direttamente all'esperienza del verismo letterario, quindi di Giovanni Verga, di Luigi Capuana, eccetera. Il professore parla giustamente del filone storico. Il filone storico comprende il Cristoforo Colombo di Franchetti, comprende senz'altro l'Andrea Chenier di Giordano, capolavoro, opera bellissima, dedicata a un affresco, no? dell'età rivoluzionaria, dai primordi sino al terrore di Robespierre.
e anche il dramma cosiddetto sentimentale, quindi un'opera assolutamente che verte più sugli affetti, sulle passioni, sul sentimentalismo. Quindi filoni diversi che sono stati ricondotti sotto la medesima etichetta. Molto interessante una osservazione di Dalaus, oramai storica, senz'altro, che il professore riporta nel suo saggio a proposito dell'esotismo, una moda, come dire, no? Verso il colore locale e verso anche il folklore musicale di civiltà lontane, che però possiamo ritrovare anche nella cosiddetta opera verista, quando l'esotismo non è quello della fanciulla del West o di Madama Butterfly, ma diventa l'esotismo magari della Sicilia rurale o di altri ambienti del sottoproletariato urbano che si stava sviluppando, no? Negli anni post-unitari, nell'Italia post-unitaria. Pensiamo a Pagliacci, voglio dire, come titoli che tutti conoscete, più famosi. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché è un'osservazione, quella di Dalaus, senz'altro interessante. Io non condivido in pieno, però fa riflettere. L'opera vista è stata definita la cosiddetta opera dei bassi fondi. E quindi che cos'è l'opera verista, se vogliamo restringere il campo, se vogliamo restringere la lente? Quell'opera che mette in scena dei fenomeni di colore locale legati a fatti di cronaca nera, di violenza, in ambienti sociali ben delimitati, che sono quelli appunto dell'emarginazione sociale, delle classi meno abbienti, eccetera, eccetera. Ed è il caso chiaramente anche del verismo letterario, no? Dove si abbandona ogni punto di vista critico e l'autore punta all'immedesimazione totale nei confronti dei personaggi delle classi sociali rappresentate. Allora, questo fenomeno, che poi ha avuto un'esplosione europea, no? È molto interessante per due ragioni. La prima è che questa è una generazione che ha dovuto fare i conti con un periodo di passaggio, no? La cosiddetta opera Italian opera in transition, diceva Nicolaisen, no? È la generazione post-verdiana, che deve fare i conti con un padre nobile dell'opera. Come Verdi doveva fare i conti con Rossini, ecco, c'è stato il fenomeno della scapigliatura, il fenomeno del melodramma scapigliato, che senz'altro è molto realistico e sanguigno, ma anche metafisico, surreale. Pensiamo al Mefistofele di Boito. Una generazione molto giovane, agguerrita, che combatte contro Verdi, contro la generazione dei padri dell'opera precedente, ma che ha una vita molto breve, un decennio o poco più. E poi arriva questo fenomeno che precede l'ultimo grande operista italiano, ossia Puccini, che parte proprio da lì per diventare un musicista di fama europea. E quindi il primo motivo di interesse è proprio come diamo identità noi post-verdiani al nostro repertorio, alla nostra opera. È molto difficile, perché abbiamo un carico pesante sulle spalle. E la seconda come dire, caratteristica, secondo me affascinante, come questo fenomeno dell'opera verista si pone nei confronti del grande teatro musicale europeo. Vuole prendere le distanze dal grande opera di stampo meyerbeeriano, ma oramai non più meyerbeeriano, perché siamo quasi alla fine dell'Ottocento, quindi un fenomeno prettamente francese, il dramma musicale wagneriano, che oramai è penetrato in Italia senza più difficoltà di esecuzione, si conosce molto di più. E quindi in qualche modo c'è bisogno di ricostruire un'identità. Cavalleria rusticana ha un successo in tutte le nazioni europee, e questo viene ricostruito molto bene nel saggio. La mia domanda è se questa diciamo, esplosione, no, dell'opera dei bassi fondi, del fenomeno verista, possa essere legata solamente a dei fenomeni di costume, quindi a un gusto estetico del pubblico che stava mutando, a l'esigenza di andare incontro a platee sempre più numerose, a fasce di cultura, come le chiama Adriana Guarnieri Corazzolo, no? Fasce di cultura diversificate, per cui un dramma intellettuale e filosofico come l'Amleto di Boito, come Mefistofele, non possono più essere rappresentate, anzi sono troppo intellettuali, come sarà poi l'Otello di Verdi, no? E quindi bisogna andare incontro a questi gusti del popolo, oppure se c'è una ragione più squisitamente politica, legata a uno spostamento ad est, ecco, della politica del governo italiano, il governo De Pretis, in questi anni, fino al 1889 se non sbaglio. E uno spostamento a est cosa significa? Beh, il 20 maggio
maggio del 1882 viene stipulata la Triplice Alleanza, che è proprio un'alleanza militare, come sapete, tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico e l'impero tedesco, l'impero della Germania. Questa Triplice Alleanza poi sarà rinnegata durante la Grande Guerra, perché l'Italia entrerà in guerra contro l'Austria e andrà con la Triplice Intesa, ma al momento, come dire, è un distaccamento dalla Francia e dall'Inghilterra verso la Germania, verso l'Austria. E allora mi domando, a proposito di storia delle mentalità, possiamo vedere questo avvicinamento alla Germania in politica estera, quindi qualcosa di lontano, no, dalla produzione operistica, come l'idea di smarcarsi completamente dall'opera francese, dal gusto estetico francese, e invece avvicinarsi però con identità italiana al dramma wagneriano e quindi recuperare i leitmotiv, i motivi conduttori, l'importanza dell'intermezzo sinfonico, recuperare l'esperienza wagneriana per ribattezzarla alla luce di una nuova mediterraneizzazione, come appunto anche lo stesso Nietzsche, no? Poi dirà nel caso Wagner. Perché dico questo? Perché secondo me c'è appunto un avvicinamento proprio all'esperienza wagneriana, pur volendo rimodulare il tutto in un'ottica italiana. I Medici di Leoncavallo originariamente dovevano essere una trilogia italiana, mediterranea, che si sarebbe contrapposta al Ring wagneriano. E mi domando se questo trattato militare, che proprio in questi anni viene stipulato, non possa aver influito le scelte estetiche, la fortuna di questo fenomeno. Questa è la mia domanda. Grazie. Grazie mille Alessandro, innanzitutto per questa bellissima sintesi che hai fatto dei vari temi che sono toccati nel saggio. La domanda che poni è difficile, nel senso che ci sono varie tematiche che si intrecciano all'interno di questa questione che tu poni, ovvero, innanzitutto la questione politica, come tu ricordavi giustamente, gli eventi politici che precedono l'esplosione di questa moda dell'opera verista. C'è da dire che tutti gli autori che appartengono alla cosiddetta giovane scuola sono abbastanza lontani, diciamo, dall'interesse politico che invece aveva caratterizzato autori della generazione precedente. Prendiamo uno su tutti, Verdi, anche se ovviamente la questione del Verdi politico è molto più complessa di quella che di solito viene descritta nella Vulgata. Diciamo, sono tutti compositori che anche a livello proprio di memorialistica non ci hanno lasciato quasi nulla delle loro impressioni relative a quello che stava succedendo attorno a loro, anzi emerge un po' in tutti, anche se vogliamo un po' un utilitarismo, anche nel caso di Leoncavallo, che ha questa commissione da parte addirittura di Guglielmo II, di questa grande opera, il Roland von Berlin, e se vogliamo anche lo stesso Puccini non si è mai particolarmente interessato. Quindi bisognerebbe più che altro cercare di valutarlo a livello di contesto culturale più generale, piuttosto che dal punto di vista di singoli convincimenti dei singoli autori. La cosa che tu dici di questo sorta di filogermanesimo, che si vorrebbe così individuare nell'interesse che questi autori hanno per la drammaturgia wagneriana, da un lato può sembrare anche abbastanza paradossale, perché se pensiamo la Cavalleria Rusticana, Turiddu, Santuzza, Lola, cosa mai c'entreranno con i personaggi delle opere wagneriane, Siegfriedo, Brunilde, sembrano proprio due universi completamente diversi. E in realtà questo è un aspetto paradossale che però si scava a fondo, è interessante anche proprio da valutare in questo suo carattere paradossale, perché è vero che noi abbiamo, e questo sì c'è rimasto scritto, c'è rimasto documentato, il fatto che tutti i compositori della giovane scuola abbiano, nessuno escluso, dichiarato in maniera perentoria questo loro legame fortissimo con il dramma musicale wagneriano. Addirittura nel saggio cito anche una frase c'è la frase più forte in assoluto che non è citata nel saggio, credo che sia quella di Puccini, in cui sappiamo questo famoso aneddoto che viene spesso narrato, dopo aver suonato il Tristano Isotta, getta lo spartito del Tristano Isotta dicendo noi davanti a Wagner non siamo altro che mandolinisti.
addirittura proprio quindi un'idea proprio di inferiorità che la musica italiana dovrebbe avere nei confronti del dramma musicale wagneriano. Quindi questo è, diciamo, un aspetto anche interessante, perché alla base c'è sicuramente molto l'importanza della formazione che hanno avuto questi compositori, che è una formazione che avviene proprio negli anni in cui il fenomeno del wagnerismo esplode in Italia, proprio anche come contrapposizione tra il vecchio e il nuovo. Quindi i giovani chiaramente si schierano per il nuovo, per la musica avveniristica, come la chiamava Filippo Filippi, la musica dell'avvenire, così veniva definita. Quindi la formazione di questi compositori è fondamentale. E poi dall'altra parte c'è, se vogliamo, anche questo aspetto di voler uscire da un contesto solamente nazionale e aprirsi all'influsso sovranazionale dei diversi stati. Anche l'influsso francese in realtà è importantissimo, soprattutto nel caso di Puccini questo è assolutamente fondamentale. Quindi c'è anche, se vogliamo, un po' una tendenza che si riscontrerà ancora più nelle generazioni successive, quella della generazione dell'80, che addirittura proprio si aprirà ancora di più, no? Questo aspetto della sovranazionalità, dell'internazionalismo. E di fatto quindi quello che ne viene fuori è una forma, se vogliamo, anche un po' di ibridazione, un po' quello che dice Mascagni, questo l'ho citato nel saggio, noi dobbiamo fare dell'opera italiana quello che Wagner ha fatto dell'opera tedesca. Quindi c'è appunto questa idea, insomma, e lo stesso lo possiamo vedere anche proprio nel lavoro che citavi tu, dei medici di Ruggero Leoncavallo, è proprio una sorta di ricreazione della rivoluzione wagneriana in salsa latina, che tra l'altro è un po' anche quello che aveva teorizzato lo stesso D'Annunzio nei suoi romanzi, no? L'idea di dar vita a un teatro nazionale latino che fosse il contraltare di un teatro nazionale nordico, che è quello wagneriano. Quindi diciamo è interessante questo aspetto, perché così mette in luce, mette in evidenza il carattere che alla fine poi si ritrova anche negli altri saggi degli altri colleghi che si sono dedicati ad altri aspetti del teatro musicale italiano, cioè il fatto che l'opera italiana non possa essere mai ricondotta alla sola identità nazionale, è sempre un fenomeno di natura transnazionale. Certo c'è l'aspetto dell'appartenenza, proprio del sentimento di appartenenza a una sorta di dinastia proprio di compositori che sono portavoce di una tradizione che deve assolutamente essere perpetuata. Questo caratterizza tutti i compositori della giovane scuola, il fatto che loro raccoglievano un'eredità che doveva essere rinnovata, a questa eredità dovevano dare una nuova vita, quindi quello assolutamente non si discute. Però appunto il rinnovamento passa soprattutto attraverso l'apertura all'internazionalità. Per quanto riguarda quello che tu dicevi a proposito appunto di questo legame con la cultura tedesca, beh, c'è proprio anche un fatto di cronaca importante, che la grande esplosione che le opere veriste ebbero proprio negli anni successivi ai primi anni 90 avvenne soprattutto grazie a questo evento che ebbe un'importanza notevole nel 1892, l'esecuzione di praticamente, direi, quasi tutte le opere veriste più importanti dell'epoca a Vienna, presso in occasione dell'Esposizione Universale. E fu un evento che ebbe un eco importante, anche perché penne importanti della critica musicale, tra cui Edward Hanslick, scrissero benissimo, insomma, di questo nuovo filone operistico, e infatti fu anche un po' la ragione, insomma, che portò alla grande fortuna che nel giro di pochissimi anni queste opere ebbero in teatri di tutta l'area austriaca e tedesca, che è un fenomeno interessante. Quasi l'opera verista inizia a essere amata di più in Germania che non in Italia, dove invece dal punto di vista dell'accoglimento, dell'accoglienza della critica avrà sempre moltissimi oppositori e troverà sempre molti ostacoli, insomma. Alessandro, non so se vuoi fare qualche altra domanda. Grazie. Sì, no, grazie, innanzitutto grazie per la risposta, e conferma appunto, insomma, tante cose che mi erano venute in mente, insomma, che erano nella domanda, e assolutamente è tutto vero. La questione del gusto estetico effettivamente è secondo me preponderante da questo punto di vista, no? Nel senso che comunque c'è un avvicinamento, magari a livello sociale, a livello culturale, anche
politico con la cultura tedesca, però quello che diceva prima il professore sul peso dell'identità italiana, della tradizione italiana, fa sì che che fosse necessario comunque stabilire una linea di demarcazione, no? Quindi la salsa latina, la presenza del bel canto italiano, la presenza comunque della grande tradizione operistica, a cui comunque non si può rinunciare, però stabilendo, diciamo, non solo un nuovo utilizzo dell'orchestra, no? Si è sempre detto che nell'esperienza verista l'orchestra è evidentemente il ruolo onnisciente, interpreta il ruolo onnisciente del narratore che c'è nella novellistica di Verga o nei romanzi di Verga e Capuana, e non solo quindi un utilizzo a livello proprio onnicomprensivo del timbro orchestrale, ma certamente anche nella vocalità. Ecco, la vocalità urlata, la vocalità gridata di cavalleria rusticana è senz'altro una bella linea di demarcazione rispetto alla melodia infinita wagneriana, no? Pur essendo debitrice di quell'esperienza appunto lirico-sinfonica. Ecco. Quindi assolutamente grazie, e direi che a questo punto Paolo vuoi intervenire tu? Sì, grazie. Sì, ringrazio ovviamente il professor Calabretto, il professor Busetto, la Fondazione Levi, Paolo e Lina. Mi sentite? Sì, ok. Sì. Il professor Targa non lo sa, però la sua tesi sulla Giovine Scuola è stata indirettamente e inconsapevolmente anche di ispirazione per il mio progetto dottorale, perché l'analisi drammaturgica, più o meno, che lui ha fatto, la volevo fare allo stesso modo per il primo decennio dell'Ottocento, invece, perché io mi occupo proprio dall'altro lato del secolo. Poi ovviamente ho dovuto fare qualcosa di un po' più mirato, perché non ci sono neanche stampe ovviamente di quel periodo, è un po' più diversa la tradizione. Io volevo fare due domande e anche una premessa che mi permette di fare queste domande. Allora, Fabrizio Della Seta ha scritto che intorno al 1830 si può individuare una sorta di cesura appunto nella storia operistica, nel gusto operistico. Ci sono ovviamente le opere di Bellini e Donizetti, quindi una cesura rispetto a prima. Anche Daniele Carnini in realtà dice ha scritto che intorno al 1810 si può individuare anche una sorta di cesura, perché iniziano a comporre appunto operisti come Generali, Morlacchi e lo stesso Rossini, ovviamente, che tutti i vecchi compositori, diciamo fino a Zingarelli, saranno messi gradatamente fuori gioco da Rossini, ovviamente, soprattutto. Poi naturalmente nell'età postunitaria tutto si può dire, tranne che i primi 30 anni siano un periodo stagnante, ovviamente, però la produzione verdiana inizia a diradarsi dopo l'unità. Ci sono comunque rimasti in repertorio le opere di Boito e magari Ponchielli, ma poco altro comunque di quel periodo. Mentre è innegabile che nel 1890 arriva proprio dirompente Cavalleria Rusticana ad aprire proprio una nuova fase della storia operistica, come appunto scrive anche lei, che tra l'altro sarà anche l'ultima fase della secolare tradizione operistica per come era prima. Prendendo in esame le caratteristiche dell'opera verista, o meglio rusticana, anche se ci sono elementi di contatto anche con le opere, diciamo, realiste, ci sono dei caratteri indubbi di novità. Per esempio, come è stato anche detto, la vocalità estremizzata, spesso sull'urlo e sul parlato, e soprattutto i soggetti. Cioè, prima di quel momento non si era mai visto il ritratto di classi sociali basse, popolane, anche marginali dal punto di vista geografico anche. Quindi ci sono tutti questi elementi di novità. Dall'altro lato, però, fra le altre cose, se si guarda la vicenda amorosa, immersa in una importante cornice storica che ha un peso notevole, la storia all'interno di questi drammi, e soprattutto anche l'uso del color locale per dipingere musicalmente questa cornice e anche l'utilizzo di temi ricorrenti, questi sono tutti comunque elementi che si possono intravedere, che sono stati già utilizzati da tempo nel melodramma ottocentesco. La mia prima domanda è, quindi, si può in qualche modo considerare l'opera verista più, o comunque oltre che una nuova Giovine Scuola, anche una sorta di estrema intensificazione dei caratteri melodrammatici che erano
tipici dell'opera romantica di qualche decennio prima. E questo è anche una riflessione più ampia a livello proprio storiografico, nel senso di come noi vediamo le opere del passato, perché spesso possiamo anche considerare la storia della musica, in questo caso dell'opera dell'Ottocento, come più un flusso che si snoda quasi senza soluzione di continuità, al cui interno ovviamente però è possibile intravedere dei punti di snodo, di scarto tra quello che c'era prima. Questa è la mia prima riflessione, domanda che mi è venuta in mente alla lettura del saggio. Sì, sì, assolutamente, sono d'accordissimo, perché l'esperienza della giovane scuola di fatto è appunto un voler rinnovare, dare una nuova linfa a una tradizione che assolutamente si pone in totale continuità con quello che l'aveva preceduta. Ad esempio, tu parli di elementi drammaturgici che si possono ritrovare proprio nella tradizione anche delle generazioni precedenti, fino indietro al dramma romantico. Beh, se penso ad esempio Tosca, dal punto di vista drammaturgico, funziona col classico triangolo amoroso, cioè c'è la coppia dei due amanti, soprano e tenore, e poi c'è il baritono che, come sappiamo, diceva Shaw, vuole portarsi a letto il soprano e quindi fa la guerra al tenore. Quindi assolutamente degli elementi di continuità sono evidenti, ma anche sempre per restare alla Tosca, noi sappiamo che in uno degli abbozzi che ci sono giunti, che sono stati studiati in maniera molto approfondita, anche grazie ovviamente alla grande attività intensissima del centro studi di Lucca, su uno di questi schizzi c'è proprio la famosa frase: contro tutti e contro tutto fare opera di melodia. E questo concetto, proprio se vogliamo parlare della storia dei concetti, questo è proprio un concetto che all'interno di questo sentimento identitario della scuola italiana è centrale, cioè rimanere legati alla scuola italiana voleva dire mettere al primo posto l'idea di melodia, e questo è il motivo per cui anche dal punto di vista drammaturgico queste grandi innovazioni che noi vediamo in queste partiture, cioè l'impostazione sinfonica che troviamo in partiture non solo di Puccini, di solito si cita Puccini, ma anche Giordano è stato un compositore che ha proprio strutturato le sue partiture proprio in termini sinfonici. All'interno di questa idea appunto di derivazione quasi wagneriana, se così possiamo dire, in realtà il numero chiuso di fatto continuerà ad avere una sua importanza fondamentale, addirittura nelle propagini novecentesche della giovane scuola. Se noi prendiamo, nel caso della Turandot, che è proprio uno sguardo retrospettivo alla grande storia del melodramma italiano, lì c'è proprio il recupero addirittura proprio del concertato di fine atto, quindi anche dell'aria lirica chiaramente, ma anche nelle opere diciamo più drammaturgicamente libere. Nessun compositore ha mai pensato di eliminare quello che era proprio il cuore pulsante della drammaturgia italiana, che è il brano lirico, il pezzo lirico. E insomma, se si volesse andare a prendere in considerazione qualsiasi altro elemento costitutivo dello spettacolo operistico, in realtà si può notare che questi fili che collegano questo nuovo tipo di drammaturgia con la tradizione italiana sono innumerevoli, e di fatto appunto la configurano come dicevo proprio poco fa, come una sorta di rinnovamento di una tradizione che conosce con i compositori della giovane scuola una nuova tappa che non taglia i ponti con il passato, ma appunto semplicemente si apre a nuove esperienze e dà vita a questa sorta di fenomeno, io lo chiamo un po' di ibridazione, dove sulla base di questi elementi caratteristici della tradizione italiana vengono innestati altri elementi di derivazione, appunto soprattutto francese e wagneriana. Sì, certo, grazie. Anche appunto non solo Verdi, si sente molto anche del grande opera francese. Certo, assolutamente, giustissima affermazione, perché noi parliamo delle opere, quelle chiamate rusticane appunto, no? Dove sono spesso in un atto unico e quindi non c'è questa idea di grandiosità, di magnificenza, non ci sono i balletti, cosa che in realtà viene contraddetta da opere di altro filone. Ad esempio abbiamo citato Cristoforo Colombo, quello è chiaramente un grande opera, ma come anche l'Andrea Chenier con quel secondo atto, con quella scena così ricca di personaggi, di azioni parallele, quello chiaramente è una versione, diciamo, di fine secolo del grande opera francese, assolutamente. Sì, o anche sempre, a parte ovviamente l'influenza di Wagner che è avvertibile, ma anche credo della stessa Carmen, che sarà un modello anche che le opere realistiche. Certo,
quello è interessante perché la Carmen è stata un'opera chiamata verista ante litteram, nel senso che se si va a leggere così, il dibattito critico che era molto acceso ovviamente su quest'opera negli anni a partire già a partire dagli anni 70, se vogliamo, perché già quando debutta a Parigi i giornali ne iniziano a parlare, poi arriverà chiaramente in Italia, farà grandissimo successo, viene proprio definita opera verista, prima, possiamo dire un 10 anni prima dell'arrivo di Mascagni, e quindi c'è proprio questa idea di, così, se vogliamo, questo termine che noi oggi abbiamo un po' ristretto nell'ambito del suo significato critico, perché ovviamente poi c'è stata la critica letteraria che gli ha dato un significato ristretto e lo ha riferito ovviamente alla produzione degli scrittori che si citavano, Verga, Capuana. In realtà all'epoca aveva appunto questa accezione molto più allargata e poteva essere utilizzata proprio anche per opere che oggi noi chiaramente non ascriveremmo al filone verista. Invece appunto all'epoca la Carmen di Bizet era un'opera con tutte le caratteristiche dell'opera verista. Certo. Io farei la seconda e ultima domanda e poi lascio la parola a Antonella. Okay. Allora, leggendo il suo saggio c'è stato proprio un punto di passaggio che mi ha molto colpito quando si parla di Leoncavallo. Leoncavallo fa i pagliacci, dopodiché ho letto avrà un declino artistico e tra l'altro non ripeterà più né il successo né probabilmente la levatura dei pagliacci. A parte che, non so, propongo, forse questo in parte si potrebbe dire anche dei suoi colleghi veristi, perché ad esempio Giordano, ma anche Cilea, alla fine hanno fatto una opera o due di grande successo, levature, e poi poco altro, ma anche lo stesso Mascagni in parte, perché Cavalleria poi in repertorio è rimasto l'amico Fritz e poco altro. E quindi c'è questo, diciamo, declino artistico di Leoncavallo. Stavo pensando però, nell'Ottocento, cioè nei decenni precedenti, io non credo sia molto comune questa cosa. Per esempio, quando si guarda ai grandi operisti dell'Ottocento, ma anche del secolo prima, anche di Mozart, di solito si va sempre verso una maggiore qualità delle opere, cioè le opere della maturità, quindi le ultime sono di solito quelle migliori spesso, non quelle giovanili. E io mi sono chiesto perché questa cosa e ho provato anche a pensare a delle risposte che ci potrebbero essere più motivi. Per esempio, gli stessi operisti di primo Ottocento dell'epoca rossiniana, contemporanei Rossini, non è che facessero, non è che non hanno visto un declino, però Rossini riusciva a produrre tantissime opere come gli altri, ma tantissime opere di livello eccezionale, e gli altri non riuscivano a stare dietro. Però comunque si sono spostati sulla musica sacra, sull'insegnamento, i contemporanei di Rossini. Si potrebbe pensare, certo, c'era Rossini, ma anche no, lo stesso Rossini poi ha abbandonato e si è dedicato ad altro. Perché? Perché c'è stato un mutamento di gusto fortissimo negli anni 30 e quindi anche Rossini non si sentiva partecipe di quel gusto operistico romantico di Bellini e Donizetti. Quindi magari questo declino potrebbe essere per magari dei mutamenti stilistici analoghi che sono avvenuti a inizio Novecento, oppure semplicemente per una perdita di ispirazione individuale, magari condivisa anche con altri, o ancora potrebbe aver influito un'idea diversa del concetto di originalità. Per esempio nel Settecento non esisteva totalmente questo concetto di originalità, l'operista era veramente un artigiano, ma anche nel primo Ottocento in epoca rossiniana è gradualmente che inizia a farsi strada questo concetto di operista quale autore e originale. Poi ovviamente anche negli anni '80 del Settecento ci sono Sarti e Cimarosa e altri, Paisiello, che iniziano gradualmente ad avere questo, l'ho fatta io questa cosa, eccetera, però non c'è il concetto di originalità ovviamente. E a fine Ottocento può darsi che questa pressione enorme di fare sempre qualcosa di nuovo, poi alcuni operisti non ce l'hanno fatta, al contrario di Puccini, che era Puccini ovviamente. Quindi mi chiedevo appunto questa questione del declino di Leoncavallo e magari anche degli altri colleghi, che probabilmente ha a che fare anche col declino, tra virgolette, dell'opera tutta a un certo punto in poi, dagli anni 20, eccetera.
Certo, è una questione molto interessante quella che poni, perché fosse successo a un solo compositore del gruppo, cioè il fatto di diventare famosi solo con un'opera, allora appunto lo si potrebbe spiegare con questioni legate alla biografia particolare di quel compositore, però è una cosa che accomuna di fatto tutti i compositori, tranne Puccini, in parte Giordano, nel senso che comunque alcune opere di Giordano, soprattutto la Fedora, un po' anche Siberia, conosceranno comunque un successo notevole anche poi fino addirittura ai decenni, parlo ben oltre la sua morte, quindi insomma, diciamo il periodo del ventennio fascista, ecco, ancora è un repertorio, quello verista, soprattutto nel nome di Giordano, uno dei nomi più forti. E però di fatto è vero che tutti gli altri sono diventati grandissimi compositori, oggi sono presenti nel repertorio solamente per un titolo soltanto. Quindi è un aspetto che andrebbe un po' indagato appunto nella sua interezza, cercare di capire. Sicuramente quello che tu dici è verissimo, nel senso che questa spinta all'innovazione, della ricerca di nuovi oggetti, di nuove drammaturgie, di nuovi tipi anche di colore locale, si fa sempre più forte, e già Mascagni la sente moltissimo, già a partire proprio dall'opera successiva della Cavalleria Rusticana, che è l'Amico Fritz, che di fatto già guarda da tutt'altra parte, e poi ancora di più con quelle successive, fino ad arrivare addirittura a un pianeta completamente diverso rispetto a quello dell'opera rusticana, che è la Parisina o Isabeau, che sono immerse ormai già pienamente nel clima d'annunziano. Quindi sicuramente quell'aspetto è fondamentale, cioè l'aspetto della continua ricerca di una varietà di soggetti, nella quale loro non hanno più ritrovato questa, diciamo, questa ricetta che ha funzionato. È come un po', se vogliamo, che il fatto dell'opera verista è stata forse anche una contingenza di quel momento particolare in cui il gusto si stava indirizzando verso, presentava una ricettività particolare per quel tipo di prototipo di opera, e poi questo momento felice di fatto non si è più ripetuto, e quindi anche tutte queste drammaturgie più sperimentali che sono state provate da Mascagni, ad esempio pensiamo alle Maschere. Le Maschere è un'opera veramente che non ebbe nessun successo e che non ha nulla a che vedere con tutta la produzione precedente di Mascagni, addirittura è un tentativo di riportare in auge la tradizione della commedia dell'arte. Quindi diciamo che probabilmente si intrecciano ragioni di diverso tipo, in cui anche se vogliamo un aspetto, io credo anche un po' casuale, nel grande successo, nella grande esplosione che ebbe l'opera verista. Fu un fenomeno legato sicuramente molto a un qualcosa che ha a che fare con la moda, con il gusto che in quel particolare momento della storia dell'opera italiana si indirizzava verso quella direzione, perché altrimenti non ci spiegheremo il fatto per il quale tutti questi compositori, pur provando diverse soluzioni nei decenni successivi, fino ad arrivare praticamente, nel caso di Leoncavallo, che è uno dei primi a scomparire del gruppo della giovane scuola, fino praticamente a 30 anni dopo il grande successo, e di fatto nessuno è più riuscito a bissare, nonostante anche qualcuno abbia riprovato, tra cui anche Leoncavallo stesso, abbia riprovato a riesumare la formula dell'opera verista, e anche in quel caso senza riuscirci. Ad esempio Gli Zingari, che è un'opera, se non sbaglio, del 12, e di fatto è un tentativo estremo di riportare in auge il suo nome di compositore che oramai nel 12 stava poco a poco tramontando rispetto al grande successo invece di Puccini, e che di fatto si concluderà anche questo un grande insuccesso. E anche lo stesso Mascagni aveva riprovato a rifare la formula della cavalleria con il Silvano addirittura alcuni anni dopo, e anche in quel caso fu un completo insuccesso. In questo ancora una volta si differenzia totalmente Puccini, che è il compositore che, pur avendo cercato la varietà nella sua produzione, una grandissima varietà, pur avendo chiaramente sempre, pur mantenendosi sempre fedele a uno stesso prototipo di drammaturgia, è riuscito praticamente in tutte le sue opere a centrare il colpo, se vogliamo, perché di fatto tutte le opere di Puccini ancora oggi sono abbastanza stabilmente, chi più chi meno, nel senso che alcune lo sono un po' meno, ma di fatto tutto il catalogo è frequentemente rappresentato nei teatri di tutto il mondo. Quindi è un aspetto interessante questo. Secondo me alla base c'è molto anche questo aspetto dell'elemento fortuito del successo di queste opere.
e che quindi di fatto non si è più, questo momento infortunato non si è più ripresentato. Se posso aggiungere una cosa, valuterei il ruolo dell'editore in questo, perché Mascagni come Leoncavallo vincono dei concorsi editoriali. Gobbi a Bologna ebbe un gran successo senza poi riuscire a tenere il livello. Valuterei quanto il sistema editoriale, cioè il passaggio dall'impresariato all'editoria, abbia influito su questi successi, diciamo, di fuoco di paglia. Potrebbe essere una dinamica che sta proprio lì, però andrebbe verificato. Sì, il caso dei Goti che diceva il professore, adesso il professor Russo, il caso dei Goti di Gobatti a Bologna è effettivamente emblematico da questo punto di vista, no? Sì. Diventa la bandiera vincente dei wagneriani italiani che avevano la propria capitale di riferimento a Bologna, dove infatti il secondo Mefistofele viene finalmente accolto con grande successo e senza il fiasco che ha avuto a Milano la prima versione. E effettivamente poi però questo compositore viene marginato e cade in totale disgrazia. E a proposito però del declino, no, della figura del compositore, anzi diciamo dell'operista in questo caso, Leoncavallo che diceva Paolo, volevo solo fare una piccola osservazione. Penso che abbia a che fare senz'altro con una mutata concezione storica che c'è a livello filosofico, a livello epistemologico in questo periodo, no? Il grande storico tedesco Koselleck dice appunto che il futuro, l'idea di un progresso storico lineare che quindi porti l'umanità a uno stadio successivo più avanzato, migliore, non esisteva prima della rivoluzione francese. Perché prima della rivoluzione francese, quindi nell'opera di Antico Regime di cui si occupa Paolo, effettivamente passato e presente e quindi anche futuro coincidevano completamente. Perché quello era il migliore dei mondi possibili, non si poteva trasformare, non era necessario trasformarlo e quindi non c'era nessuna idea di progresso, c'era solo un'idea di immobilismo perché in quella dimensione anche l'opera rifletteva il migliore dei mondi possibili appunto sul palcoscenico. Questa cosa rolla con il Risorgimento, con il sistema hegeliano, eccetera, eccetera, e si raggiunge che cosa? Si raggiunge proprio l'idea di un futuro, l'idea di un avvenire che però negli anni dell'Italia post-unitaria, nell'età umbertina, che è l'età appunto di Leoncavallo, di Mascagni, va frantumandosi. E quindi nel momento in cui si frantuma tutta quell'idea di progresso storico, beh, anche alcuni compositori, non voglio dire i più deboli, però senz'altro iniziano a perdere fiducia nei propri mezzi espressivi. E quindi questo è stato il caso senz'altro di Leoncavallo, che voleva fare questa grande operazione di Medici e poi non ci è riuscito. E un altro compositore, un altro operista comunque, le cui opere giovanili sono di gran lunga migliori delle opere dell'anzianità, in realtà già c'era. Penso che Paolo hai capito a chi mi sto riferendo, chiaramente è quello che studio io. Quindi assolutamente penso che anche Boito possa essere ascritto all'idea di operista che quando era giovane aveva tante idee e poi le perde un po' di strada. Sì, se posso aggiungere questa idea del professor Russo assolutamente interessante, cioè il ruolo giocato dall'editore. Certo, Sonzogno, che è l'editore che praticamente raccoglie tutti questi compositori, tranne Puccini, conoscerà sicuramente una crisi con il nuovo secolo e poi via via fino praticamente al fallimento. Sarebbe interessante vedere in storia ipotetica se Puccini, che sicuramente è il massimo compositore del gruppo, è il compositore che si eleva qualitativamente ben oltre gli altri, se fosse stato nella scuderia Sonzogno, quale sarebbe stato il destino delle sue opere? Cioè se comunque il genio di Puccini sarebbe comunque emerso anche in una situazione di svantaggio economico. E non in parte sicuramente è quello, ma io pensavo soprattutto a un fatto quasi animale, cioè un compositore fino al primo Ottocento si muove come un gatto e apre il territorio poco per volta. Un successo lo conferma in una piazza, poi va in quella dopo, una debacle sparisce subito, o a poco il territorio si amplia e quindi cresce gradatamente. Col sistema dell'editoria un compositore viene subito lanciato a livello planetario e poi non è detto che regga il livello.
Cioè un Mascagni probabilmente nel Settecento avrebbe avuto successo in qualche piazza e a poco avrebbe allargato il suo ambito oppure sarebbe sparito. Sì, questo assolutamente è vero, però c'è di fatto che la sua opera, che è frutto della vittoria di un concorso, in realtà è rimasta poi in cartellone fino ad oggi, cioè che Cavalleria Rusticana sia un'opera di successo, che funzioni e quindi sia un'opera di valore, ce lo dice la sua storia, la storia della sua ricezione. Quindi in effetti è interessante cercare di capire come mai lui, che ha avuto un intuito drammaturgico così acuto, perché di fatto è un'opera che dimostra un intuito drammaturgico acuto, non si è poi più riuscito a mettere a frutto quell'intuito che aveva avuto all'età di neanche 30 anni. Quindi questo è appunto un aspetto che non so se appunto si possa spiegare a livello di gruppo, come mai tutti sono stati in qualche modo toccati dallo stesso destino. Gli inglesi parlano dei compositori della giovane scuola come del one opera composers, cioè i compositori che hanno scritto una sola opera e con quella sono diventati famosi. Vai Antonella. Io mi attacco subito alla discussione mettendo anche un pochino forse più di carne al fuoco, nel senso che io mi sono concentrata nella mia lettura in realtà sul saggio e sulla danza, visto che è abbastanza insolito riuscirne a trovare uno all'interno, insomma, di una storia della musica, ma insomma, c'è un curioso parallelismo, no? in questa storia, curioso no, perché poi alla fine danza e opera, insomma, crescono insieme, no? E si fa questa panoramica nel saggio tra la metà del Settecento fino appunto gli anni di cui stiamo parlando, e si spinge anche fino al futurismo, con uno sguardo, insomma, un po' per l'altro secolo, ma la verità è che succede anche nella danza più o meno la stessa cosa che succede con l'opera verista, nel senso che alla fine, insomma, dopo la gloriosa scuola italiana che Vigano, Gioia, Blages e Cecchetti, che è stata anche esportata a livello europeo, abbiamo poi la composizione dei grandi balli di Mazzotti, che sono dei balli monumentali, che forse con la monumentalità hanno qualcosa molto più in comune con il grande opera francese che non con le opere veriste, anche se forse con l'opera verista condividono magari la stessa tipologia di soggetti, perlomeno quelli soprattutto dell'opera verista in senso allargato, quindi quelli che guardano un pochino al dramma storico, ma succede la stessa cosa perché dopo che Manzotti esordisce insomma negli anni '80 e poi insomma alla fine degli anni '80 fa Excelsior, dopodiché ci saranno soltanto degli altri coreografi che imiteranno lo stile, insomma ci sarà quello che è stato chiamato il manzottismo, che andrà avanti fino ai primi anni del Novecento. Si continueranno a fare soltanto opere coreografiche di questo tipo, quindi caratterizzate da questa scenografia enorme, monumentale, ma di fatto non ci sarà un'evoluzione dello stile, non ci saranno delle grandi novità, tant'è che si arriverà al declino della scuola italiana, nel senso che dopo non ci sarà più niente, o se non, insomma, come si sottolinea nel saggio di Trombetta, alla fine saranno in realtà i coreografi che vengono in Italia da altre parti d'Europa, dalla Russia o dall'Ungheria nel caso di Miloš, che cercheranno un pochino di rinnovare l'ambiente coreografico, comunque le abitudini spettacolari, ma il gusto del pubblico era talmente abituato al Manzotti o dal manzottismo, chiamiamolo così, che non percepì neanche la novità della prima tournée dei balli russi, ad esempio. Quindi non so se è appunto un problema anche sicuramente di editore, sicuramente di contesto storico, ma anche io come Alessandro vedo un problema anche insomma, ci vedo insomma una questione legata soprattutto al gusto del pubblico. Poi non so se è un po' come dire, azzardato il parallelismo, però
lo vedrei anche in questo. Ecco. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Se posso aggiungere anche di fatto è un elemento che, se vogliamo, porta il discorso un po' anche alle tematiche che ha trattato il saggio del professor Rostagno. E in tutti questi nostri discorsi anche si può aggiungere un ulteriore elemento, che è quello della politica culturale, cioè il fatto che questo gusto anche in qualche modo è indirizzato dal sempre più ampio dibattito che avviene in ambito critico. E a proposito del manzottismo che citavi, e questa idea di contrapporre anche addirittura fino agli anni 20 e 30 del Novecento, di contrapporre un baluardo italiano a questo arrivo, a questo apporto dalla Francia, balletti russi e poi altre esperienze ancora, contrapporre un elemento di italianità. Noi lo troviamo addirittura in un balletto che recentemente mi è capitato di studiare, che è Vecchia Milano di Vittadini, che è addirittura un balletto che si rifà a tutta la retorica del Risorgimento, e siamo praticamente nell'epoca del Ventennio, e quindi c'è anche questo aspetto del fatto che in questi decenni ovviamente l'aspetto della nazionalità, della salvaguardia dei caratteri nazionali italiani ha un peso sempre maggiore, anche proprio sulle scelte di programmazione. Quindi questo tipo di drammaturgia, di coreografia, che appunto oramai aveva ceduto il passo a tutte le innovazioni che esplodono negli anni 10 e 20, in realtà viene ancora molto sostenuto, forse più per ragioni politiche che non per ragioni di gusto del pubblico. Infatti sono anche in questo caso successi abbastanza effimeri. Nel caso di Vecchia Milano di Vittadini è stato un successo anche abbastanza notevole, che poi nel giro di pochi anni è decaduto immediatamente. Sì, ma lo stesso Excelsior, ad esempio, insomma, racconta la storia di Volta, quindi insomma siamo ancora proprio nel pieno, insomma, di queste tematiche storiche e nazionali, insomma, mentre insomma, prima la prospettiva era un po' più ampia, e nei balletti invece ottocenteschi si tendeva a creare quello che poi è stato chiamato anche un ipersistema espressivo, cioè quella comunanza di soggetti che c'era, e interscambiabilità di soggetti fra opera e balletto, ma soprattutto insomma, durante l'Ottocento mi sono spenta il microfono, scusate. Sì, quindi parlavo insomma dell'ipersistema, della comunanza di soggetti e l'interscambiabilità di soggetti che c'è stata effettivamente lungo tutto l'Ottocento. Sì, assolutamente. Insomma, poi c'era, insomma, scusatemi. Sì, oltretutto, insomma, mentre nell'Ottocento si cercava soprattutto di evidenziare due poli, cioè un polo sul favolistico, invece un polo sul color locale, quindi sull'esotico, che è stato parzialmente recuperato, ma poi insomma, questi anni non prosegue. Ecco. L'altra cosa, insomma, che mi viene da pensare, che dopo, alla fine, insomma, come ad esempio negli anni del futurismo, insomma, addirittura la danza, non tanto il balletto, non tanto il balletto, insomma, di Vecchia Milano, che comunque era di quegli anni contemporanei, ma proprio la danza, soprattutto la danza espressionista, viene quasi contrapposta all'opera verista come una nuova forma di espressione per poter combattere, insomma, questo genere che è stato, insomma, ampiamente a lungo criticato. Insomma, la critica che è andata giù, insomma, è stata abbastanza pesante. Quindi... Sì, certo, l'idea che il balletto fosse la nuova forma novecentesca di drammaturgia che dovesse superare il dominio della parola, che era stato tipico del teatro d'opera, del teatro di prosa dell'Ottocento. Invece la modernità, come del resto faceva il cinema, parlava attraverso la pantomima. Assolutamente. Sicuramente. Beh, infatti poi Mascagni arriverà a musicare anche cinema muto, no?
quindi si adegua anche ai nuovi linguaggi, diciamo, alle nuove medialità, insomma. Però, aveva provato pure quello, il gran ballo Chelsea. Per cercare di riscattare il suo nome, aveva provato ad arrivare primo anche in quello, con un risultato, devo dire, anche tutto sommato interessante, perché Rapsodia Satanica è interessante, Rapsodia Satanica è molto... una delle partiture più interessanti del suo catalogo. Sì, concordo assolutamente, molto, molto affascinante. No, a proposito di ballo, non lo so, vi può rispondere Antonella, sicuramente che ne sa più di noi. Un ballo come il Gran Ballo Excelsior, appunto, che viene fatto a Milano, no? Nell'881, insomma, quello è proprio un inno, diciamo, al progresso, alla modernità, al futuro radioso. E effettivamente, ecco, non è la messa in scena, ecco, delle disuguaglianze sociali, dell'emarginazione anche sociale degli ambienti rurali della Sicilia povera o del proletariato suburbano. Quindi effettivamente c'è anche proprio almeno un ultimo tentativo verso la fine del secolo, prima della rivoluzione, poi dei balletti russi e di Stravinsky, comunque di andare sempre verso un futuro radioso e moderno, mentre l'opera verista, ecco, è molto più disillusa da questo punto di vista. Rispondo prima io. Comunque sì, assolutamente. Si tratta di, insomma, è un inno positivista, che insomma è stato chiamato un inno positivista, insomma, anche se sono stati evidenziati alcuni elementi di, insomma, di legame con le creature di Prometeo e di Viganò, ad esempio, di inizio secolo, però effettivamente insomma, sicuramente non condivide con l'opera verista, insomma, questo, ecco, il tentativo di mettere in scena appunto insomma, queste le classi sociali più povere, o comunque un luogo geografico alto, altro, lontano e non alto, insomma, assolutamente. Ecco, se posso aggiungere una cosa, un aspetto che ancora cito Rostagno, perché almeno così lo rendiamo un po' presente nonostante la sua assenza. Lui dedica un paragrafo del suo saggio proprio a questo aspetto il coinvolgimento politico del verismo musicale rispetto al naturalismo letterario e al verismo letterario, e lui dice che da questo punto di vista è proprio un fallimento, cioè il verismo di fatto è come se tagliasse un filo che il melodramma ottocentesco aveva intessuto già a partire dal secolo e che si era concretizzato soprattutto col melodramma verdiano, che è un melodramma, lui dice, politico, cioè un melodramma che fa politica, mentre invece, e su questo sono sostanzialmente d'accordo, il teatro verista è un teatro di evasione, perché di fatto, anche se noi siamo messi di fronte a vicende in cui i protagonisti sono le classi subalterne in contesti marginalizzati del sud Italia, in realtà di fatto quell'ambientazione per tornare ad Dalaus, ha un carattere bozzettistico, cioè non c'è nessun tipo di critica sociale, non c'è nessun tipo di idea di voler portare su un palcoscenico davanti a un pubblico borghese, alto borghese, quelle che sono le problematiche sociali che stanno attraversando la vita sociale dell'Italia di quell'epoca. E su questo anche nel mio saggio, anche in maniera così un po' tangenziale, tocco questo argomento citando una frase di Salvetti, di un saggio ancora di parecchi anni fa, in cui dice proprio che queste classi subalterne, è vero, sono protagoniste di queste opere, ma di fatto lo spirito di queste classi è totalmente assente da questi melodrammi. È sempre una sorta di rispecchiamento che la borghesia fa della propria idea di classe subalterna in chiave, appunto, se vogliamo, bozzettistica, e questo è il motivo per cui, appunto, Dalloz può arrivare a dire l'esotismo della Madama Butterfly o di La fanciulla del West è esattamente della stessa pasta dell'esotismo siciliano di Cavalleria Rusticana o calabrese di Pagliacci. Certo, del resto neanche in Verga c'era questo elemento di critica sociale, no? Esattamente, rispetto invece al naturalismo francese, in cui
È come se c'è, certo, in Zola è molto evidente, insomma. E non so, professor Calabretto... Abbiamo 5 minutini, se c'è una domanda, magari anche degli altri, proprio veloce, telegrafica. Altrimenti facciamo riposare Marco Targa che da solo. Ho cercato in qualche modo appunto di virare un po' anche il discorso sul saggio di Antonio, che secondo me è un saggio veramente importante e utile, e che in qualche modo anche aiuta a fare un passo oltre a quella che è di solito quello che è di solito il discorso sull'importanza politica del melodramma risorgimentale, soprattutto verdiano. E la cosa, se così posso usare questi minuti per chiusare, la cosa che mi ha fatto pensare molto all'inizio, devo dire che un po' mi ha lasciato sorpreso, poi dopo in effetti leggendo poi come viene argomentata questa affermazione mi ha convinto, è che l'opera più politica di Verdi è Il ballo in maschera, che di solito viene considerata un'opera in cui a trionfare è il concetto dell'amore, l'amore romantico, e invece come viene argomentato da Antonio credo che sia assolutamente condivisibile, cioè l'idea appunto che Verdi in quest'opera ribalti un po' quella che è la rappresentazione delle opere precedenti delle due figure, la figura del regnante e la figura dei cospiratori, che nel ballo in maschera addirittura vengono quasi resi oggetto di una parodia, quasi fatti oggetto di una caricatura, proprio a rappresentare il fatto che nel dramma verdiano c'è comunque un'evoluzione molto importante anche proprio dal punto di vista del pensiero politico, cosa che invece solitamente si tende un po' a rimanere un po' ancorati all'immagine, quella legata alle opere risorgimentali, quando invece appunto forse diventano ancora più politiche le opere successive all'unificazione, diciamo che si collocano nel periodo finale del processo di unificazione e poi nel periodo post-unitario. Quindi con questa, insomma, con questo mio commento voglio in qualche modo rendere partecipe anche la presenza di Antonio, che sicuramente avrebbe potuto argomentare molto meglio queste idee, e a chi non l'ha fatto consigliare ampiamente la lettura di quel saggio, che secondo me appunto propone delle linee di evoluzione relativa appunto a questo problema del ruolo politico del melodramma ottocentesco, che sono assolutamente interessanti. Benissimo, grazie Marco Targa per partecipazione a questa sezione del nostro pomeriggio, e passiamo adesso al Novecento. Allora, il professor Agamennone è bloccato in una freccia rientrando da Roma. Allora io chiederei di iniziare con le domande per la professoressa Pasticci e il professor Vidolin, e teniamo quelle di Agamennone per l'ultima sessione, nella speranza che riesca a collegarsi nel frattempo. Allora, quindi apriamo la sezione Novecento e stavolta interrogano Silvia Del Zoppo, Francesco Fontanelli e Armando Ianniello. Cedo subito loro la parola. Bene, molte grazie. Inizio io. Grazie al professor Calabretto per questa iniziativa. Sì, siamo passati al Novecento italiano ed è bello farlo e stimolante farlo subito dopo la discussione che è avvenuta prima sull'Ottocento, proprio perché ora ci confrontiamo con una generazione di musicisti che insomma si pongono in una posizione dialettica, chi più, chi meno, comunque di contrasto rispetto proprio alle vicende che sono state raccontate prima, l'opera verista, il predominio della melodia, quindi l'italianità intesa in quel senso. Allora, io volevo fare prima qualche brevissima riflessione sui capitoli che ho letto, che sono fondamentalmente... Allora, dico subito, la cosa che mi ha colpito di più è che in questa
storia della musica non ci sia un unico capitolo dedicato alla cosiddetta generazione dell'80, come spesso si fa, perché Massimo Mila, che ha coniato il termine, insomma l'ha definita così e ha dedicato un unico blocco. Poi in tante storie della musica, non sto a citarle, ma comunque successive, anche a livello manualistico, che si usano di frequente, sempre si parla di generazione dell'80, si dice sì che ci sono delle differenze, ma in sostanza si presentano questi compositori come appartenenti a un comune sentire. Allora, in questo caso invece noi abbiamo due capitoli nettamente suddivisi, cioè da un lato Respighi e Pizzetti, che è proprio il capitolo che ha curato Susanna Pasticci, con cui ho il piacere di interloquire oggi, e poi un altro capitolo che si occupa di Casella e Malipiero. Quindi c'è una netta demarcazione che ci dice tanto a livello storiografico, e vorrei partire proprio da qui. Dico un po' alcune, come la vedo io, ecco, questa linea di demarcazione, e poi chiederei a Susanna appunto come lei la interpreta e come anche si è fatta carico di demolire, se vogliamo, anche certi cliché che solitamente vengono usati per rafforzare poi questa demarcazione. Perché dico questo? Perché in sostanza si parte dal concetto che Casella e Malipiero siano i veri innovatori, quelli che hanno interpretato il rinnovamento in senso, direi, uso il termine volutamente, avanguardista, nel senso di una militanza attiva, dell'individuazione di un nemico. Diciamo, ad esempio, l'opera verista era un nemico per loro, l'Ottocento in quanto tale, in blocco, era un nemico, soprattutto nella fase più combattiva, quella degli anni 10 e degli anni 20. Mentre quindi una visione anche della storia, cioè una storia che procede per fratture, per rivoluzioni, una visione dialettica. Dall'altro lato invece c'è l'idea un po' di una storia come continuità. Allora vediamo Respighi e Pizzetti che si sentono, diciamo, chiamati a inserire degli elementi di rinnovamento, però non hanno quei toni accesi contro l'opera italiana e contro il romanticismo tout court. Quindi questo è un elemento. Io poi ne identifico altri due, poi lascio immediatamente la parola a Susanna. Però dietro questa visione della storia c'è anche il ruolo centrale che ha la guerra, la prima guerra mondiale. Questo secondo me è un aspetto cruciale, perché per Casella, e lui lo dice in tanti scritti, c'è poi una polemica con Guido Pannain negli anni 30, dice la guerra mondiale ci ha lasciati dinanzi a una nuova umanità. Cioè per Casella il Novecento inizia con la prima guerra mondiale e l'uomo che nasce da questa tragedia è un uomo diverso, quindi per forza di cose è un uomo, lui dice addirittura, usa i termini, l'uomo meccanico, l'uomo che produce, l'uomo che antiromantico. Dall'altro lato abbiamo un Pizzetti che ad esempio dice, ho letto i suoi scritti in cui parla della prima guerra mondiale, dice sì, è una catastrofe, però a noi compositori non tange minimamente, perché al centro del nostro operato c'è l'uomo, e l'uomo è sempre lo stesso, era tale prima, era tale dopo, sarà così tra 10 anni, tra 20 anni, e io che sono compositore devo interpretare l'umanità in quanto tale, a prescindere dalle contingenze politiche e sociali. Quindi questa è un'altra visione. Poi dico l'ultima, che non va sottovalutata, che ha a che fare con questioni addirittura quasi, direi, geopolitiche, di alleanze. Cioè noi abbiamo dei compositori come Respighi, soprattutto Respighi, che sentono fortissima l'eredità della tradizione tedesca e anche del tardo romanticismo, quindi autori come Strauss, autori anche come Wagner, e un Casella e un Malipiero fortemente filo-francesi, soprattutto nel primo periodo, e che vedono questo ancora una volta come un segno di discontinuità, quindi individuano il modello nella Francia di Debussy, e quello vuol dire lasciarsi alle spalle tutta una serie di cose, come ad esempio il wagnerismo, come l'orchestra ipertrofica straussiana, eccetera, eccetera. Ora, detto questo, chiederei proprio a Susanna come lei ha interpretato questa linea di demarcazione tra conservatori, tra virgolette, e progressisti, e se lei la pensa così, ma io so già che non è così perché ho letto il saggio, e quindi che contributo nuovo lei ha dato a livello storiografico a questa narrazione storica.
Francesco, io ho dei problemi di collegamento purtroppo, come vedete. Mi sentite? Io ti sento, il video si è bloccato ma ti sentiamo. Prova a parlare. No. Prova a spegnere il video, Susanna, usare solo l'audio. No. C'è qualcosa che si può fare dalla regia? Non saprei in questi casi cosa... Proviamo subito un attimo. Sì. Buonasera a tutti, non so se mi sentite. Sì, la sentiamo. Sì. Il microfono, Susanna, il microfono. Sì. Allora, il problema è che Fastweb ha deciso oggi di fare dei lavori nella mia zona. Io vi prego di scusarmi perché anche col telefonino ho dei problemi. Allora, intanto... Prego, prego. Allora, io non vedo nulla, comunque continuo a parlare. Ti sentiamo benissimo, bene. Benissimo, io ho lo schermo vuoto, va bene. Allora, grazie a tutti, ringrazio in particolare il professor Calabretto per questo invito e faccio tanti complimenti agli alunni Levi che ho sentito finora, perché è una discussione veramente, veramente molto, molto intrigante, molto interessante. E in particolare ringrazio Francesco per le sue osservazioni e per le sue domande. In effetti quando Sandro Cappelletto mi ha chiesto di scrivere un saggio su Pizzetti e Respighi, la prima domanda che io ho fatto è ma Malipiero e Casella? E lui mi ha detto no, quelli stanno da un'altra parte. E quindi insomma, come dire, nell'idea di Sandro c'era già molto, molto chiara la volontà di non tanto di operare una distinzione sulla base di progressisti e conservatori o reazionari, ma soprattutto penso alla precisa volontà di dare un ampio spazio a questo momento del Novecento italiano che in qualche modo sempre più col passare dei decenni viene un po' relegato in secondo piano. Ora, io nel mio saggio ho cercato di in qualche modo superare questa visione della generazione dell'80. Dobbiamo riconoscere una cosa importante, un merito importante a Massimo Mila. Allora, intanto il concetto di generazione è un concetto, diciamo, piuttosto blando, nel senso che, come dire, è quella che Mark Bloch chiama una comunanza d'impronta, che è il tratto distintivo di una generazione. Appartenere alla stessa generazione nella accezione di Bloch, ma anche nell'accezione di Karl Mannheim, che è poi diciamo lo studioso tedesco che in qualche modo ha applicato per la prima volta il termine generazione, il concetto di generazione in ambito storiografico, significa semplicemente appassionarsi per una medesima disputa, sia pure, dice lui, schierandosi su fronti contrapposti. Quando ci si appassiona alle stesse cose, anche se si hanno idee diverse, significa in qualche modo rassomigliarsi. Ecco, questa è quella che loro chiamano impronta comune, che viene da una comunanza di età, ovviamente, perché la generazione è innanzitutto un dato, diciamo, biografico. Ecco, se c'è questa volontà di appassionarsi alle stesse cose, pur avendo posizioni completamente diverse, si fa parte di una generazione. Perché io penso che questa categoria di Mila sia stata comunque importante? È stata importante perché in qualche modo ha consentito di evidenziare delle figure importanti in un contesto, delle figure di rilievo in un
un contesto che animato da tantissimi personaggi. Una delle critiche che è stata fatta spesso a diciamo Massimo Mila è quella di non aver incluso altri musicisti pur importanti in questa generazione ideale. Penso a Vincenzo Tommasini, penso a Vincenzo Davigo, a Riccardo Zandonai. Ecco, come dire, il fatto di la scelta di Mila di aver fissato l'attenzione su questi compositori invece ha permesso in qualche modo di appuntare l'attenzione storiografica su questi autori. Ora, la scelta di Sandro Cappelletto appunto di dividere i due capitoli penso che vada interpretata in questa direzione, ma evidentemente su questo potrebbe rispondere meglio Cappelletto. Quello che posso dire invece io per quanto riguarda questo saggio e i lavori che ho fatto successivamente è che diciamo io ho cercato a partire da questo saggio, e qui ringrazio Sandro Cappelletto perché mi ha costretto a scrivere e a studiare Pizzetti e Respighi, cosa che non era diciamo nelle mie vocazioni e intenzioni nel momento in cui Sandro me l'ha chiesto, e però lo ringrazio veramente tanto perché mi ha costretto a fare i conti con un periodo della nostra storia della musica italiana che è decisamente un po' negletto. Io conosco da tanti anni Francesco Fontanelli e ci lega questa passione per questi repertori, e devo dire che tante volte appunto i colleghi ci prendono anche un po' in giro perché dicono ma che cosa studiate, no Francesco? Siamo un po' dei paria in questo senso. E io e anche Francesco, cioè almeno io in particolare, penso che queste categorie, conservatori e progressisti, debbano essere testate soprattutto sulla musica. E quindi in particolare nel caso di Pizzetti la mia idea è che a guardare la sua musica, a leggere la sua musica, ad analizzare la sua musica, si scopre che probabilmente Pizzetti era non facciamo una categoria, stavo dicendo il più posta in gioco ovviamente, comunque che la ricerca espressiva di Pizzetti è comunque animata da una forte carica sperimentale che non emerge però dai suoi scritti. Perché il problema storiografico? Qual è il problema storiografico fondamentale legato a questo tipo di repertorio? È che in questo periodo storico i compositori fanno una cosa che in passato avevano fatto molto poco, almeno i compositori italiani, cioè cominciano a parlare di musica, a scrivere della loro musica e a proporre, diciamo, delle interpretazioni dei fenomeni di estetica musicale, di politica musicale, di politica culturale. In qualche modo entrano a pieno titolo, diciamo, nel dibattito pubblico. Ecco, allora la nostra ricezione è stata molto condizionata da quello che hanno detto i compositori, per cui abbiamo da un lato Casella che si dichiarava progressista, Malipiero che si dichiarava progressista, e dall'altro abbiamo Respighi che non è vero che ha scritto poco perché ha scritto tantissimo, e Pizzetti che non si dichiaravano progressisti, e quindi inevitabilmente sono stati annoverati dalla storiografia successiva nel gruppo dei conservatori. Io non so se sono collegata, se sto parlando a qualcuno. Sì. Ah, ecco, scusate, perché è una sensazione un po' strana. E quindi in qualche modo, ecco, tornando alla musica, andando al di là, insomma, di una storiografia basata solo e esclusivamente sugli scritti dei compositori, secondo me si può, come dire, ricostruire una panoramica dell'epoca completamente diversa. In qualche modo lo abbiamo fatto insieme a Francesco. Io appunto ho cominciato a studiare questi repertori, lo ricordo, grazie all'input di Sandro Cappelletto mi sono appassionata, e poi con l'Accademia Chigiana di Siena abbiamo rivitalizzato la rivista Chigiana Journal e abbiamo dedicato il primo numero al Pizzetti e il modernismo italiano. Ora, l'idea di associare Pizzetti al modernismo italiano è, diciamo, una presa di posizione veramente molto forte. E in questo volume io ho scritto un lungo saggio intitolato Pizzetti il progressivo, anche questa è una presa di posizione molto forte, eppure
Francesco ha fatto un saggio in cui rimette anche lui in discussione, mi pare, no? Queste categorie. Vuoi parlarcene, Francesco? Oddio, no, parlare del mio saggio no, lascio comunque... No, non del tuo saggio, però certo. di come il tuo saggio si collega certo. a questo percorso che in qualche modo... Certo. Questo percorso di come dire, riscoperta storiografica di questa generazione, di questo dibattito critico sulla storiografia e sull'interpretazione della generazione dell'80, che almeno per quanto mi riguarda, la mia storia personale, è stato veramente innescato da questa iniziativa di Sandro Cappelletto. Poi ha avuto questo seguito, tra cui appunto anche il tuo lavoro. Sì, nel senso che, come dicevi tu, bisogna partire dalle fonti. Allora, innanzitutto dall'analisi musicale, cosa che è l'aspetto più trascurato in assoluto, perché quando mi sono occupato di Casella non esisteva un'analisi dell'elegia eroica, che è uno delle opere più importanti e sperimentali di quegli anni, o come O Notte di Maggio, eccetera, eccetera. Quindi spesso si utilizzavano dei cliché storiografici, però poi non c'erano analisi delle partiture, quindi non si trovava un riscontro da quel punto di vista. E poi l'indagine archivistica è fondamentale, qui vado al mio saggio, perché sono andato appunto negli archivi della Treccani, dove peraltro è conservato il fondo di Pizzetti, e lì ci sono tutte le lettere che attestano lo stadio embrionale della nascita di questa generazione, in cui si vede che era Malipiero quello che premeva di più, perché Malipiero voleva a tutti i costi la creazione di un gruppo compatto per difendersi dall'assedio, addirittura la chiamava della camorra musicale, eccetera, eccetera. E Pizzetti invece diceva, ma no, io sto per conto mio. Cioè, tutte le risposte di Pizzetti erano sempre un freno, dice, noi non saremo mai un gruppo, io faccio la mia musica, ci possiamo aiutare a vicenda, ma io ho la mia specificità. Quindi sono emersi lì tutti i problemi di chi inserire nel gruppo, perché le lettere tra Bastianelli, Malipiero, Pizzetti erano tutte basate su questo. Ma Renzo Bossi è dei nostri o no? Perché ha scritto questa cosa e non ci piace più. Ma dobbiamo inserire Respighi? C'è una lettera di Malipiero in cui scrive a Pizzetti, ma Respighi è un giovane molto talentuoso, ma secondo te può far parte del nostro gruppo? Quindi loro cercavano di creare un gruppo compatto, però poi alla fine le strade in qualche modo si differenziano. Allora, per tornare però a quello che dicevi tu, dato che hai parlato di Pizzetti il progressivo, secondo me uno degli elementi tecnici, proprio dal punto di vista di stile compositivo e di tecnica musicale, che tu hai messo in rilievo sia nel tuo articolo per Treccani, sia poi nel saggio su Pizzetti, è questo concetto, secondo me, cruciale di prosa musicale, che è un concetto che Bastianelli aveva utilizzato nel suo La crisi musicale europea, parlando proprio delle liriche di Pizzetti, di questa concezione asimmetrica della melodia, che quindi si discosta dalla melodia tradizionale del bel canto italiano. Quindi concezione asimmetrica, diciamo una prosodia del tutto irregolare. Questo è un tratto che all'epoca veniva concepito come modernissimo, e per tornare all'eliminazione di certi steccati, non a caso poi sono andato un po' a controllare meglio dove andiamo a trovare il termine prosa musicale, nello scritto di Schoenberg, Brahms il progressivo, in cui Schoenberg va a dire sì, ma in fondo questo Brahms, che tutti consideravano un accademico, insomma sull'altra sponda rispetto all'ala dei wagneriani, dei neotedeschi, in realtà, oltre a tante altre tecniche di elaborazione motivica, ha questa idea della prosa musicale, quindi della asimmetria. Quindi ecco, questo era un altro aspetto, secondo me, molto importante del tuo saggio. Ora direi un'ultima cosa, se vuoi ti faccio l'ultima domanda e poi passo la parola agli altri, perché il Novecento musicale è ampio e ci sono anche tante altre prospettive da toccare che riguardano le generazioni successive. Dato che è stato citato anche stamattina Giovanni Morelli, che è una figura centrale anche per la rivalutazione di questi musicisti e per i convegni che aveva organizzato anche la Fondazione Cini. Io soprattutto ho studiato un suo saggio su Casella, in cui lui insiste su una categoria storiografica, secondo me importante, che si collega anche un po' al discorso che avevi fatto tu nei tuoi saggi. Cioè lui parla, per capire la generazione dell'80, Giovanni Morelli tira in ballo la categoria del neck-neck. Cioè lui dice, noi dobbiamo capire questi compositori con il neck-neck. Allora, che cos'è il neck-neck? È il ne-ne.
né questo né quello, cioè fondamentalmente tutte le volte che loro provano a spiegare qual è il loro stile, loro ti dicono noi non siamo questo, non siamo quell'altro. Faccio degli esempi giusto per capirci. Il dramma musicale latino, così come lo descrive Pizzetti, non deve essere né con leitmotiv alla Wagner, né con l'effettismo straussiano, né con l'affettazione debussysta. E questo è quello che dice Pizzetti. Oppure il nuovo classicismo, come lo definisce Casella nel 1918, dice non deve essere né con lo scientifismo schoenbergiano, lo chiama così, né con la barbara pulsazione ritmica di Bartók, né con questo né con quello, ma in fondo con tutte queste cose assieme. Questo è il paradosso, cioè loro dicono noi assimiliamo questi stili europei, però non ci identifichiamo in maniera acritica creando una sorta di plagio stilistico, ma creiamo un varco, una linea di apertura tra questi né e diciamo reinventiamo un nostro stile che a loro dire è una sorta di sintesi, di elaborazione di questi stili che vengono assimilati e poi completamente trascesi. Allora, secondo me, questa categoria, che poi ha dietro la famosa poesia di Montale, no? Codesto solo noi possiamo dirvi cosa non siamo e cosa non vogliamo, è da qui che la prende Morelli. Allora, secondo me questa si può adattare bene all'idea che tu hai messo in crisi nel tuo saggio, cioè l'idea che il modernismo non sia una categoria a senso unico, cioè l'etichetta che ci spiega il tutto, come diceva Montale nella sua poesia, non chiederci la parola che squadri da ogni lato, no? Queste etichette così nette non ci fanno capire fino in fondo le cose. Allora, se noi mettiamo tra parentesi alcune di queste etichette e le decliniamo in modo diverso, tenendo conto di una pluralità di situazioni, forse possiamo capire un po' più da vicino la realtà musicale di quegli anni. E ti inviterei a approfondire, se è possibile, questo aspetto riguardo all'ultima parte del tuo capitolo, che tu intitoli in maniera molto eloquente Respighi e l'equivoco del modernismo. Cioè questa categoria non ci aiuta a capire fino in fondo Respighi, perché lo inserisce in un cono d'ombra e ci dice no, lui non c'entra con la musica del Novecento. Perché invece secondo te Respighi, tu lo dici, è una figura centrale invece in quegli anni? Francesco, mi hai fatto 20.000 domande, non una, non so quanto riuscirò a rispondere. Comunque, intanto hai svelato l'arcano di appunto questo mio saggio Pizzetti il progressivo, è un chiaro riferimento insomma a Arnold Schoenberg e al suo saggio Brahms il progressivo, quindi anche questo è un atto diciamo abbastanza forte e provocatorio. Allora, giustamente appunto hai ricordato il discorso della prosa musicale, che è un elemento veramente eversivo nella musica dell'epoca, perché la prosa musicale rompe la simmetria e quindi rompe in qualche modo la forma, ma soprattutto la melodia, che è la grande tradizione del melodramma ottocentesco. Parlo appunto dei drammi musicali di Pizzetti, per cui come dire molto più eversivo per certi aspetti. Poi Malipiero e Casella hanno altre diciamo forme, altri modi di sperimentare, ma questo di Pizzetti è veramente un modo molto forte, molto Non ti sentiamo più, Susanna? No, non mi dà più segnale, probabilmente No. ha perso... No, purtroppo no. Forse se è il caso di uscire e rientrare non saprei. Attendiamo un attimo. Non vediamo più Susanna. No, credo sia uscita. Sì, starà provando a rientrare.
Ecco Susanna. Scusatemi, io sono incontro funestato così. Vi dicevo, andando in biblioteca, ma soprattutto studiando le opere, siamo noi che dobbiamo dare una definizione Professoressa, se mi sente, provi a togliere la videocamera e magari rimanere solo con l'audio. Può essere che magari così riesca a leggere un po' meglio. Aspettiamo un rientro, sicuramente ci sarà un ultimo tentativo, speriamo vada bene. Questa è la maledizione che incombe su Pizzetti. Evidentemente non si deve parlare, di lui non si deve parlare. Beh, c'è anche gente, scusate, io vado e vengo, ci sono anche persone che appunto superstiziose in questo. Vi dicevo, Respighi, perché noi abbiamo le orecchie, no? Quindi sentiamo che la musica di Respighi poi per certi versi è una musica più consonante, più tonale, però a parte che Respighi ha scritto tantissimo e il suo repertorio è molto ampio, però sicuramente Casella con i suoi scritti, con le sue testimonianze ha contribuito in maniera determinante a costruire intorno a Respighi questo vestito del conservatore, cioè lui ha detto peccato, lui aveva grandi qualità, poteva essere uno di noi, poteva essere uno degli avanguardisti, ma in realtà ha preso una sua strada. Ecco, diciamo che la differenza fondamentale tra i due gruppi probabilmente è anche il fatto che, come hai ricordato tu, Malipiero e Casella volevano fare gruppo e questa è una cosa tipica delle avanguardie del Novecento, no? Quindi fare gruppo significa lanciare messaggi, proclami, manifesti, mentre invece Pizzetti e Respighi volevano, come dire, vestire gli abiti del compositore tradizionale, in questo erano tradizionali, facevano la loro ricerca espressiva, la loro attività, producevano le loro cose. Ecco, allora, ritornare a leggere Respighi, oltre che Pizzetti, in questa, diciamo, chiave più attenta a certi aspetti della sua musica, è un po', diciamo, l'obiettivo personale che mi sono data nella mia ricerca dei prossimi anni. E veramente, come dire, in Respighi c'è anche un altro aspetto che è molto interessante, l'aspetto del musicista manager di se stesso. Questo è molto forte, grazie anche alla presenza della moglie, Elsa Respighi, che ha per Respighi un po' il ruolo che Diaghilev ha per Stravinsky, cioè sia Stravinsky, ora con le dovute proporzioni, però è un fatto, diciamo, che sto accertando attraverso lo studio della documentazione. Stravinsky era come dire, ha gestito la sua immagine in maniera impeccabile dal punto di vista del marketing. Questo è stato uno straordinario innovatore, le interviste, i discorsi, le fotografie, i luoghi in cui andava, come ha saputo raccontarsi. Ecco, anche questo Respighi l'ha saputo fare nella sua epoca in maniera incredibile, grazie alla moglie che era un po' la sua manager. Ecco, questo, diciamo, è stato importante in vita. Dopo che è morto molto giovane Respighi, tutto questo è passato in secondo piano e invece ha prevalso appunto l'interpretazione storiografica guidata, veicolata da Casella. Non dimentichiamo che anche negli scritti di Massimo Mila si ritrovano in controluce tantissimi passi di Casella, quindi diciamo questo è un impatto molto forte.
Per cui, insomma, ecco, il discorso di perché Respighi è un modernista è un po' complesso, forse possiamo lasciarlo, diciamo, alla lettura del saggio, perché, diciamo, dico solo questo, che la chiave per affrontare questo discorso è andare al di là della divisione dei generi musicali, no? Da un lato la sinfonia e dall'altro l'opera, il teatro musicale. Respighi fa un'operazione attraverso il poema sinfonico, i suoi grandi poemi sinfonici, che è un po' quella di drammatizzare la sinfonia e sinfonizzare il teatro musicale, che è quello che poi fa, diciamo, nelle sue opere. È un'operazione, diciamo, piuttosto complessa, che però va analizzata in dettaglio e è qualcosa che, diciamo, va al di là dei limiti di questo incontro, di cui vi ringrazio ancora. Penso, Francesco, che dovremmo lasciare Benissimo, sì, assolutamente, è proprio quello che... Grazie Susanna, io infatti passo la parola adesso a Silvia, che ci introduce in qualche decennio successivo. Prego Silvia. Sì, no, in realtà credo che la parola passi ad Armando, perché non... Certo, sì, vero, avevamo detto certamente che il professor Agamennone ancora non è riuscito ad essere presente. Andiamo. Vai Armando, allora. Ok, va benissimo. Allora, grazie a Francesco, a Silvia, alla professoressa Pasticci per questa bellissima descrizione sul capitolo che lei ha curato, e io ho il piacere di salutare il maestro Lise Vidolin e di introdurre al capitolo che ha curato lui, l'esperienza elettronica tra avanguardia e intrattenimento. Buonasera maestro, salve. Buonasera. Allora, io avrei tante domande sul saggio che lei ha scritto, e devo dire la verità, confesso che sono stato anche giustamente guidato, mi sento di dire, da una visione che io ho di lei, cioè quella di essere innanzitutto docente e esecutore di musica elettronica e di live electronics, per l'esperienza diretta che ho avuto ai corsi dell'Accademia Chigiana di Siena. Quindi non so se non so se è stato un modo giusto di leggere il saggio o se ho sbagliato, però le chiederei inizialmente di fare una descrizione proprio sommaria di dei punti che lei ha affrontato nel saggio, concentrando la riflessione su quello che lei scrive all'inizio, perché secondo me è una cosa molto importante che lei ha sottolineato, cioè il fatto che la musica elettronica nasca come una pratica di, e qui diciamo incentivo i termini, rifondazione e fare musica. E in questo senso io già leggo la sua diciamo dedizione e figura di esecutore di musica elettronica, quindi mi chiedo anche come un esecutore è riuscito a produrre un lavoro in un contesto storico-critico come quello che stiamo affrontando oggi. Grazie. Sì, l'argomento è molto interessante, perché per certi aspetti potrebbe sembrare addirittura contraddittorio. Cioè, la musica elettronica in fondo nasce, non dico decretando la morte dell'esecutore, ma almeno una buona parte degli addetti ai lavori di quel periodo più o meno non lo dicevano apertamente, ma quasi ci credevano. Proprio perché la musica elettronica nasce come metodo, direi tutto sommato in fondo compositivo. Adesso io sto parlando della musica elettronica degli anni 50, non delle esperienze, diciamo, quasi della prima metà del secolo, in cui era nata come applicazione dell'elettronica a nuovi strumenti musicali, bene o male imitativi degli strumenti diciamo esistenti. Forse il più affascinante è stato il theremin, che è noto e penso che tutti quanti conosciate. Però se entriamo appunto nella parola musica elettronica, quella così più corrente anche dell'esperienza musicale, nasce come esperienza compositiva e di fatti è stata portata avanti da personaggi come appunto nel nostro caso italiano da Maderna e da Berio, oppure da Stockhausen in Germania, in Francia già meno
sì, diciamo, più legata appunto all'esperienza di Schaffer, che è un caso un po' più particolare nel panorama musicale, però comunque insomma l'idea nasce sempre come un'idea compositiva e però per certi aspetti questa idea compositiva si completava anche nel risultato, cioè il risultato non era più appunto una partitura come nella musica precedente, ma in fondo in un nastro magnetico che conservava tutto, conservava sia l'elemento compositivo che l'elemento esecutivo, apparentemente esecutivo. E questo però si è scoperto un po' dopo, negli anni, in cui come dire, quel nastro è una scatola in cui non si ha la chiave per accedere ad ascoltare, cioè se uno non ha il lettore del nastro magnetico non ha la musica, come in fondo se non sa leggere la musica e non ha uno strumento musicale non può sentire la musica che è stata scritta in una partitura. Ecco, e quindi inevitabilmente a un certo punto, ma già i compositori stessi si sono resi conto come suonare quel nastro vuol dire in fondo interpretare, reinterpretare in fondo la musica. La mise en espace, cosiddetta la francese, del nastro ha una forte valenza esecutiva che in qualche maniera rende proprio il senso musicale poi della registrazione. Difatti una delle cose per me, tutto sommato, più strane e anche comunque gravi di tutto il repertorio elettronico, almeno parlo di quello storico, ma comunque questa ideologia permane spesso ancora ad oggi, è che legato al nastro non c'è mai, come dire, un documento, ma bastano anche poche righe in cui si scriva con che dinamica deve essere suonato quel nastro. Cioè, mentre, come dire, se noi togliessimo le dinamiche a una partitura musicale, effettivamente quella musica avrebbe grandi problemi di essere interpretata e eseguita in maniera corretta. E purtroppo questo non si è mai verificato e non si sta nemmeno oggi tanto verificando, insomma, essendo passato più di mezzo secolo, insomma, di tradizioni. E tutti sappiamo che ascoltare lo stesso nastro a un livello, diciamo, pianissimo, inteso in senso tradizionale, o a un livello fortissimo, cambia radicalmente il significato e il senso di quella musica. Ecco, per cui, ritornando un po' al discorso iniziale, cioè la funzione dell'interprete, dell'esecutore, diciamo, di musica elettronica può essere abbastanza anche determinante, anche quando, diciamo, la musica in fondo è già stata scritta e codificata come suono nel nastro magnetico o oggi, diciamo, col fixed media, perché se uno oggi fa musica elettronica poi la registra su un file digitale e quindi però il senso, diciamo, è lo stesso. Ecco, quindi questo, diciamo, è nell'esperienza, diciamo, almeno un po' più storica. Poi con l'evoluzione delle tecnologie è chiaro che l'immediatezza del suono musicale e della risposta esecutiva musicale è sempre stata subito richiesta dai musicisti, quindi già negli anni 70, quando il mezzo elettronico è cominciato a essere minimamente trasportabile, non erano gli armadi, diciamo, degli studi di fonologia che relegavano praticamente solo nel lavoro che oggi chiameremo di post-produzione, in pratica del lavoro in studio, si è cercato di suonare la musica elettronica dal vivo, quindi con i primi sintetizzatori, con i primi legami live di microfono, amplificazione, trasformazione dal vivo, e lì è nato un altro repertorio, un repertorio comunque molto, molto, molto affascinante, perché la figura in questo caso dell'interprete diventa in fondo molto diversa da quello tradizionale, perché il suono di colui che fa il live electronics, almeno nella prassi di trasformazione, diciamo, dei suoni delle voci o degli strumenti tradizionali che suonano, non ha in fondo un ruolo generativo autonomo,
se non c'è, che ne so, la cantante che canta, il flautista che soffia per generare il suono, io come esecutore elettronico non ho suono da trasformare. Ecco, quindi il lavoro è sempre un lavoro, diciamo, in qualche maniera come minimo a quattro mani, però un lavoro a quattro mani che non è nel senso tradizionale, diciamo così, additivo. C'è un quartetto d'archi, il suono del quartetto d'archi è la somma dei quattro suoni dei quattro esecutori. Nel caso appunto del live electronics, il suono risultante è in qualche maniera, possiamo dire, più vicino al prodotto dell'azione del solista e dell'azione del trasformatore, del regista del suono elettronico. Ecco, quindi questo ha la funzione, diciamo, moltiplicativa, in qualche maniera, è molto, potremmo dire, più potente sia in senso positivo che negativo del termine, perché è un'azione di forte manipolazione. Ecco. E questa poi si innesta anche nei lavori in cui, per esempio, c'è un ensemble strumentale in cui c'è già un direttore che equilibria i suoni, diciamo, dell'ensemble. Il regista del suono in qualche maniera deve collaborare anche col direttore, perché può stravolgere completamente gli equilibri se non, e quindi questo lavoro appunto a 4, a 6 o a 8 mani diventa complicato anche proprio in termini esecutivi nella nostra società, in cui tragicamente la possibilità di fare prove musicali diminuisce sempre più. Cioè si va verso un professionismo in cui ognuno prepara, diciamo, bene la sua parte e ci si mette assieme per poco tempo per avere già un risultato in qualche maniera garantito da questo professionismo. Il live electronics, nel momento in cui si deve accordare lo strumento diciamo elettroacustico nella sala con l'acustica della sala, bilanciare tutte queste interazioni singole e collettive, richiederebbe, non dico 2 ore di prove, ma una settimana di prove per farlo, diciamo, musicalmente col senso dell'equilibrio musicale che noi conosciamo. E ormai purtroppo questo non è più possibile, perché le sale te le danno alle 2 del pomeriggio, il concerto ce l'hai alla sera, devi smontare tutto perché il giorno dopo c'è già un altro concerto. Anche perché, come lei ha sottolineato, mi collego a questa definizione dello spazio, che lo spazio non è solo un luogo di esecuzione per le opere di musica elettronica, ma diventa un vero e proprio dispositivo drammaturgico che in certi casi, non voglio dire che genera una nuova opera di musica elettronica, però conferisce degli elementi nuovi, quindi sicuramente a livello di sopralluogo proprio tecnico, ogni spazio in cui si ambienta un'opera di musica elettronica non può essere, diciamo, non ci sono come dire, dei paradigmi determinati in senso assoluto, è tutto relativo. Certo. Sì, se guardiamo la storia, spesso il compositore scrive la musica legata allo spazio in cui dovrà essere eseguita. Ecco. Esatto. Ascolti, faccio un altro collegamento con quello che ha detto lei, come ultimo, sperando che il professor Agamennone sia arrivato, se no io posso andare avanti senza problemi. Ne ha detto prima, si tratta molte volte di una collaborazione a 4 mani, no? Un lavoro a 4 mani tra compositore e regista del suono. In questo ho letto, a proposito, nel suo saggio, molti riferimenti alle pratiche di musica elettronica nel campo dell'audiovisivo, che hanno implementato un poco l'arte delle tecniche audiovisive, e alla nascita di nuove figure, tra le quali il sound designer, che è una figura ora che si sta sviluppando anche a livello cinematografico. Io come area di studio mi occupo di musica per film e diciamo sto lavorando ultimamente anche su questa collaborazione a 4 mani tra compositore e sound designer. Mi è capitato di studiare in un certo modo e di presentarlo
in diverse occasioni un lavoro su Revenant dove Sakamoto e Custer Nicolai hanno dato vita a quella che è la colonna sonora, in questo caso possiamo dire, non solo alla musica del film. Però quello che mi chiedo è: il sound designer è un tecnico o è un compositore? Secondo lei? Questa è è una domanda, non voglio dire provocatoria, però mi interessa il suo punto di vista in quanto esperto della materia, ecco. Ma già il termine un po' deve mettere in avviso, cioè sound designer vuol dire che uno progetta il suono e quindi, come dire, il suono è musica oppure no? Cioè, già diciamo appunto la nascita della musica elettronica apre un altro capitolo. Bene o male tutta la musica, chiamiamola così, tradizionale, è fatta di suoni in qualche maniera predefiniti. Cioè c'è stata una grossa, come dire, scelta a priori, uno sceglie solo i suoni ad altezza determinata, prodotti da un certo gruppo in fondo di generatori che sono gli strumenti, bene o male dico, dell'orchestra per avere un catalogo, e non sono poi nemmeno tantissimi, e su questo in qualche maniera si è poi costruito, e cose meravigliose, non voglio dire, però si è definito un insieme abbastanza limitato di suoni. Nel mondo invece dell'elettronica in genere si parte proprio inventando il suono, costruendo il suono, e da questo suono inventato poi si costruisce in qualche maniera la musica. Ecco, e adesso che nasca prima l'uovo o la gallina, là dipende dal compositore, cioè se il compositore ha già una certa idea e quindi bisogna trovare il suono che la rende poi reale e efficace, oppure viceversa, se sentendo un suono che è inventato appunto, dico, dal sound designer, dopo allora il compositore. E quindi per quello è un gioco in qualche maniera che una cosa stimola l'altra, ecco, una figura stimola l'altra. Però se noi guardiamo come funziona, dico anche la musica, dico del secondo Novecento, come ha funzionato con molti, solo nel mondo, chiamiamolo così, strumentale, spesso il compositore cosa faceva? Andava a casa del contrabbassista, violinista, flautista, quello che era, e cominciavano a improvvisa così, fammi sentire le tue tecniche strane. Quindi c'era, come dire, tutto un lavoro di, in qualche maniera, esplorazione delle possibilità dello strumento, su cui poi costruire una musica nuova. Dopo dipende dal compositore se è di tipo molto sperimentale oppure, per esempio, un caso molto particolare è quello di Sciarrino. Sciarrino ha ridefinito la musica per flauto proprio studiando con l'orecchio del musicista tutte le possibilità di trasformazione del suono e di fonatorie, diciamo, di questo strumento al di fuori dei metodi, chiamiamoli così, più tradizionali. Insomma. E è riuscito a costruire un'opera, direi quasi un repertorio flautistico completamente nuovo con questo tipo di ricerche. Quindi direi fa parte, credo, proprio dell'atteggiamento compositivo del secondo Novecento e che prosegue oggi, quello di lavorare sia sul suono che sull'organizzazione del suono. Ecco, a proposito di questo faccio veramente l'ultima domanda che riguarda la parte finale proprio del capitolo che lei ha curato e dove ha lasciato un po' con una sorta di finale aperto, cioè si è posto il problema di come rendere, di come si potrebbe rendere, ecco, e delle ricerche che ci sono in corso di come rendere la musica elettronica da un punto di vista notazionale. Allora la domanda è molto diretta: a che punto siamo con questa ricerca e quali sono le soluzioni o posso dire, andando un poco più cauto, le prospettive, ecco, di raggiungimento di eventuali risultati? Questa è una domanda non facile, perché in genere si fanno le cose che, dico, servono. Allora, se noi guardiamo, diciamo così, gli ultimi 30-40 anni di musica, dico per esempio di live electronics, troviamo delle partiture notate in maniera completa e anche molto minuziosa su tutta la parte strumentale. Per quanto riguarda la parte dell'elettronica,
sono notate in maniera molto, ma molto approssimativa. O addirittura quasi non c'è nessuna indicazione. E ci sono delle motivazioni. Primo perché appunto il compositore voleva prima sentire come suonava, diciamo in qualche maniera, il tutto per poter completare. E poi dopo l'elettronica tragicamente si rinnova in tempi molto, molto ristretti, e quindi come dire, la tecnologia utilizzata, che ne so, alla prima, già alla seconda ripresa, dopo che ne so 4-5 anni, bisogna cambiare il parco macchine perché non è più compatibile e così via. Sono tutti i problemi che sappiamo. Quindi diciamo la necessità di scrivere è una necessità per me molto forte per poter passare alla storia questo repertorio, però tragicamente non è molto sentito dai compositori, perché forse nemmeno loro dominano tanto, diciamo, la dominano in maniera, che, se vogliamo così, più di sensazioni che di dati precisi. Siamo appunto in un repertorio in cui uno deve, finora si è notata l'operatività delle cose, quindi come dire siamo in un'epoca che potremmo equipararla a quella delle intavolature, le intavolature per liuto, non so, in cui uno segnava appunto come si faceva fisicamente sullo strumento per suonare, e qui appunto uno nota, guarda, sì, allora su questo strumento fatto così il potenziometro va su e giù di tanto, però è sempre molto legato a quello strumento lì. Nel momento in cui poi la tecnologia ti fa cambiare lo strumento, spesso anche si perde il valore di questo tipo di notazione. Allora, finché non si arriva a un'astrazione come è stata un'astrazione simbolica, come è stato appunto il linguaggio di notazione su pentagramma, e quindi dalla fisicità del suono si è arrivati a un'altezza musicale astratta, un concetto di dinamica che è un concetto che non è solo ampiezza ma è anche timbro soprattutto. Comunque, quindi si sono delineati i parametri in fondo musicali del linguaggio. Noi non abbiamo ancora gli elementi musicali del linguaggio elettronico, perché tutto è ridefinibile, tutto si può evolvere, e quindi nel momento in cui tutto può cambiare è difficile fissarlo su carta. Mi dispiace dare un messaggio un po' pessimistico in questo senso, però è un messaggio onesto, però nel senso. È una realtà che è difficile. Certo. Devo dire, la mia tesi di laurea, parla appunto ormai di saranno 40 anni o anche più fa, era proprio su un linguaggio di notazione della musica elettronica. Quindi fa parte dei miei interessi, però sinceramente non sono ancora ottimista nel trovare la strada maestra in questo senso. Perfetto, allora io la ringrazio ovviamente, mi fermo un attimo qui perché vorrei lasciare innanzitutto spazio a Silvia e poi capire se è arrivato il professor Agamennone per la discussione anche sul suo lavoro. Se mi date un feedback a riguardo, ditemi voi. Allora, sì, Armando, sono io. Sì, no, il professor Agamennone non si è ancora fatto sentire. Io proporrei questo, lascerei 5 minuti per altri alunni che eventualmente vogliono parlare col professor Vidolin o la professoressa Pasticci, e poi iniziamo l'ultima sessione della giornata, e quando il professor Agamennone dà un segnale ci colleghiamo subito con lui. Mi dispiace Silvia, ma non vedo... Tutto bene. Silvia, se vuoi prendi anche tu la parola in base a quello che abbiamo detto con Francesco, con la professoressa Pasticci e il maestro Vidolin. Sì, Silvia si era interessata, mi sembra, del capitolo sul fascismo, quindi volendo qualche domanda puoi anche farla a Susanna. In realtà al momento ho una suggestione che si lega all'ultima domanda che ha fatto Armando, che ha posto Armando al maestro Vidolin, e che è complementare, insomma, alla sua domanda sulla notazione, e riguarda invece l'obsolescenza dei mezzi tecnici, che è un altro problema, credo, abbastanza rilevante, e volevo sapere appunto che cosa si può dire a questo proposito, diciamo, come si pone questo problema sia rispetto
repertorio, tra virgolette, storico, anche se stiamo parlando di una storia molto recente, sia rispetto al repertorio che viene prodotto appunto contemporaneo, diciamo. Sì, diciamo, allora, io ho collaborato con molti compositori e il consiglio che io normalmente do è di scrivere cosa uno vuole ottenere. Cioè, in fondo, in una partitura tradizionale uno ha un linguaggio per fissare il proprio pensiero musicale. Con l'elettronica non abbiamo lo stesso mezzo, però comunque abbiamo un linguaggio verbale che non è così preciso come ovviamente il linguaggio notazionale, che comunque almeno può dare delle indicazioni. Ecco, quindi anziché non far nulla conviene, diciamo, notare questo. Dopodiché sul piano in fondo tecnico il linguaggio tecnico può dare delle informazioni molto, molto precise, però appunto deve essere fatto con dei parametri che non sono legati allo strumento nel senso occasionale, perché appunto come sappiamo questi strumenti durano una stagione, o, insomma, un po' di anni, però dopo in qualche maniera l'industria li forza il loro rinnovamento. Quindi la notazione deve essere fatta con i parametri fisici. Quindi se io sviluppo un algoritmo di trasformazione, quindi che ne so, uso banalmente dico un filtro, devo dare i parametri di questo filtro. E quindi le cose più banali, tipo larghezza di banda, frequenza centrale, non lo so, cioè parametri in cui uno può misurare sono gli hertz e il tempo. Se uno deve fissare in qualche maniera lo spazio, anziché fare come ha fatto Stockhausen per l'Octophonie, che ha messo la fotografia dello spazializzatore e la marca, che appunto non lo troviamo ovviamente più, diciamo, allora guarda, il senso di questa spazializzazione, uno vuole un movimento di un certo tipo, che mi rendo conto che in uno spazio piccolo questo movimento non puoi, se dai la velocità in quello spazio lì, ha un significato diverso il risultato se sei uno spazio di 3-4 volte più grande. Allora dare il senso di questo movimento, dico musicale, quindi se deve essere un movimento inquietante in qualche maniera, oppure un movimento dico, di stasi, di sospensione. Ecco. Quindi io insisto, per me bisogna dal punto di vista tecnico usare il linguaggio tecnico di notazione con i parametri fisici e tutto ciò che possiamo misurare in modo scientifico. E sul piano invece dell'estetica musicale, del linguaggio musicale, le suggestioni che uno vuole ottenere attraverso certi tipi di trasformazioni. Grazie. Ci sono altre domande? No, sono già quasi le 5, quindi... Ma scusate, io ho solo una curiosità. Prego, per il professor Vidolini, dato che abbiamo parlato in questo blocco della generazione dell'80 e poi si passa ovviamente a Nono, si passa a Maderna, eccetera, io volevo chiedere a lui proprio personalmente, cioè che rapporto ha con la musica di Malipiero, ad esempio, cioè se lo vede come un trade union con questa generazione, e questa è una questione molto dibattuta, quindi solo un flash sui suoi gusti, diciamo così. Questa è proprio una battuta. Ho una grande affettività perché ho fatto lezione nelle sue stanze in cui Malipiero viveva in conservatorio quando era direttore appunto del conservatorio, e quindi io buona parte della mia attività didattica l'ho fatta proprio nelle stanze in cui viveva Malipiero a Venezia. A parte questa battuta, diciamo il legame sì, ce l'ho effettivamente attraverso Nono, perché Nono è sempre stato molto legato, soprattutto appunto perché attraverso lui ovviamente poi lui l'ha portato da Maderna e quindi l'ha messo in connessione con Maderna
e poi dopo è iniziata la sua nuova attività in fondo di studio, è stato un po' il motore generatore in pratica per Luigi Nono. Però in fondo musicalmente direi chi ha cambiato la mentalità musicale è stato poi in realtà Maderna, insomma, per Nono. Benissimo, grazie per questi interventi ricchissimi di stimoli, anche il professor Vidolin. Avevo anch'io tante cose da chiedere, ma magari ne parleremo, però penso anche alla ricostruzione di alcune opere di Nono che Ricordi ha fatto, il tentativo di mettere in partitura, insomma, penso siano delle operazioni anche molto, molto interessanti, quelle che sono venute alla luce negli ultimi anni. Passiamo allora adesso all'ultimo blocco, in attesa che poi si aggiunga Maurizio Agamennone, la sezione 2000, con Alessandro Bratus e Alessandro Cecchi. Bianca Maria Antolini è reduce da un vaccino, mi ha telefonato molto dispiaciuta, ma non era proprio nelle condizioni. L'impatto dei vaccini è sempre una variabile e non se la sentiva di partecipare. Abbiamo comunque i due Alessandri, se non sbaglio, li ho visti prima. Alessandro Bratus, sì, ecco. Sì, ci siamo. Perfetto, ciao a tutti, ben arrivati, grazie anche a voi di essere qui presenti. E abbiamo Lisa La Pietra e Vera Vecchiarelli che porranno le domande da parte degli alunni. Vedo alle spalle di Alessandro un paesaggio strepitoso. Dove ti trovi, Alessandro? Alessandro Cecchi, scusa. Sì, sono in Valpusteria, sono arrivato adesso. Sì, scusate. Prego, incomincia Lisa? Sì, no, incomincio io, professore. Vera. Bene, grazie Vera. Salve, grazie. Allora, io mi sono occupata di leggere il contributo di Alessandro Bratus con molto piacere, la Popular Music tra il Novecento e il 2000, che guarda alle evoluzioni della Popular Music dal secondo dopoguerra in poi, e la prima cosa che fa Alessandro Bratus in realtà è quella di chiarire come un simile panorama sia caratterizzato da una molteplicità di esperienze e questioni che diventa sempre più accentuata con il passare degli anni, soprattutto negli ultimi decenni del 2000, che ne rende un po' ardua, no? Una sintesi. E per questo motivo decide di tracciare delle traiettorie che siano rappresentative della situazione della popular music e che però rendano, secondo me, anche l'idea della complessità della materia a dispetto di quelle che magari potrebbero essere le apparenze. E tra gli aspetti che vengono presi in considerazione, ad esempio, vi è il rapporto tra la popular music di questo periodo e l'evoluzione della tecnologia e dei media, che come giustamente sottolinea Bratus, gioca un ruolo fondamentale anche nella definizione degli stili musicali e nelle evoluzioni stesse di questi repertori. E questo dato tra l'altro espone il saggio di Bratus in dialogo con quello che era il contributo invece della professoressa Facci, che invece è inserito nella sezione del Novecento, e che tratta il rapporto tra popular music e mass media, diciamo in una fase precedente rispetto a quella trattata da Bratus, ripercorrendone le principali tappe nel corso degli anni. Ecco, si pensi ad esempio all'importanza della radio a inizio Novecento, ma anche successivamente a quella della televisione, si pensi anche nei giorni nostri all'importanza della diffusione dei format, dei talent o anche dello streaming, soprattutto negli ultimissimi accadimenti, e come queste evoluzioni abbiano influito sugli sviluppi della musica popular degli ultimi anni, ma non solo. Si pensi anche a come l'evoluzione tecnologica, appunto delle tecniche di registrazione nel corso della seconda metà del Novecento abbia potuto stimolare in qualche modo delle nuove possibilità espressive che sono appunto legate alle diverse possibilità di registrazione, di messaggio, ma anche ai diversi interventi operati sul suono, sulla
sulla voce registrata. Ecco, quindi si capisce anche soltanto con questo dato come la materia si configuri come piuttosto densa e piena di elementi che di volta in volta entrano in relazione con quelli che sono gli altri elementi costitutivi delle canzoni di tipo popular. Ma nel contributo si fa riferimento anche ad esempio alla questione stilistica, cioè da un lato attraverso lo stretto rapporto con la musica popolare, ma anche con un paragrafo che appunto viene intitolato, dunque mi sembra, l'appropriazione degli stili internazionali, che riguarda appunto la fortuna di determinati stili musicali nell'ambiente in Italia. Si pensi, non lo so, alla fortuna del rock and roll nell'ambiente milanese, in artisti come ad esempio Celentano. E che questa suggestione poi tra l'altro apre delle riflessioni interessanti sul piano dell'originalità e quindi dell'autorialità, e che tocca punti importanti soprattutto se viene messa in relazione su alcuni musicisti, come ad esempio la generazione dei cantautori. Si capisce quindi da questa brevissima sintesi che ho voluto fare, anche per insomma, dare la possibilità a chi non ha letto il saggio di capire di che cosa stiamo parlando, di vedere come il panorama sia molto variegato e molto denso, e come ciascuno in realtà degli elementi che vengono toccati da Bratus corrisponda ad altrettanti spunti di riflessione che risultano poi centrali anche negli studi di settore. Ecco, anche in virtù di tutto questo, la domanda che mi viene da porre ad Alessandro Bratus è questa. Oggi un punto di riflessione che mi sembra abbastanza centrale nell'ambito degli studi dedicati alla popular music mi sembra che sia proprio quello riguardante le metodologie di analisi adatte per affrontare questo tipo di repertorio, che almeno insomma, per quanto mi riguarda è stato uno dei principali miei punti di riflessione, ad esempio nella ricerca di dottorato, e considerando quindi la stessa natura della popular music italiana dal dopoguerra ad oggi, così come emerge dal tuo contributo, io personalmente mi sono trovata a lungo a riflettere su quale sia una metodologia adatta per approcciarsi a questo tipo di repertori. E i dati che hai messo in evidenza nell'articolo, come ad esempio la questione della tecnologia, le derivazioni stilistiche, i rapporti con altri repertori, entrano poi in contatto con quella che dovrebbe essere dal tuo punto di vista un'analisi musicale, e quali sono, se sì, gli elementi che dal tuo punto di vista non è proprio possibile ignorare nel momento in cui ci si pone in una prospettiva analitica di fronte a questo tipo di repertori. Allora, sì, quindi il contributo è ampio ed è denso, e quindi le domande sono ampie e dense di spunti possibili. Mi limito qui forse a fare giusto un'introduzione ad alcune dimensioni. Per rispondere subito sul discorso delle metodologie analitiche, la mia idea riguardo all'analisi di qualsiasi brano di popular music sia che la complessità è irriducibile a un fattore, e che quindi, come dire, un approccio di tipo olistico all'oggetto singolo e alle sue caratteristiche sia praticamente sempre necessario. E da questo punto di vista lo stesso approccio che ho provato a usare nel raccontare questo passaggio e queste continuità tra il Novecento e il 2000 alla fine, perché il mio tentativo è quello di partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente arrivare alle soglie del 2000, evidenziando una serie di linee che a volte riemergono, sono più in superficie, a volte si inabissano per dei periodi, e che raccontano però tutto insieme una storia complessiva. Quindi è gioco forza in alcuni repertori, le considerazioni legate al testo verbale sono più rilevate, penso qui ai cantautori, penso qui anche a un certo tipo di discorso che si rifà alla tradizione più della poesia in senso lato come punto di riferimento, ma anche alla voce,
perché tutto quel repertorio, per rimanere su quel discorso, ma anche probabilmente il recupero di tanti stilemi della musica popolare, senza un certo tipo di registrazione, diciamo, abbastanza trasparente, non avrebbe modo di far venire fuori alcuni anche aspetti più ruvidi rispetto a una buona emissione, rispetto a quello che potrebbe essere un'idea fonograficamente più pulita della registrazione, ma è quello che poi fa in realtà il valore di questo tipo di esperienza. Anche quando, e appunto questa dimensione, che è una dimensione del tutto sonora, di creazione di una serie di mondi sonori, secondo me è una di quelle che poi bisogna ricostruire mettendo insieme i dati dell'analisi musicale più strettamente detta con quelli invece relativi a tutto il processo di produzione che va dalla scrittura allo studio di registrazione, quindi alle concreti accadimenti che in quel luogo poi tutte le negoziazioni, tutte le storie che vengono in qualche modo a incrociarsi in quel luogo, ma anche poi a tutto quello che è una riflessione sui supporti. L'ultima parte, non a caso, ho voluto poi dare un'ultima parte di questo saggio proprio concentrandomi sulla produzione che ho chiamato con una etichetta più onnicomprensiva underground, ma perché quello mi ha permesso forse di andare anche a capire modalità alternative di produzione, come poi in realtà si configurano insieme e sono inseparabili da quello che poi da dei contenuti anche oppositivi rispetto a un certo establishment, rispetto al mainstream, che sono tutt'uno con l'espressività di quello che poi si va a produrre in questo tipo di circoli. Quindi, come dire, se devo poi dare una lettura complessiva di quelli che sono gli elementi di cui non posso non tenere conto, certamente un elemento di cui non posso non tenere conto in una forma comunicativa come quella della produzione popular è, come dire, da una parte il perché alcuni elementi sonori più in generale, quindi in questo aurali, se vogliamo, più in generale, come questi non sono separabili con le aspettative da una parte di chi li fa e dall'altra di chi dovrebbe riceverli. Non voglio dire che queste due cose corrispondano sempre, anzi spesso poi non corrispondono, e questo è l'interesse, ma, come dire, c'è dal punto di vista della costruzione dell'opera fonografica, che poi è una delle cose di cui non posso fare a meno di occuparmi, perché sono i documenti con cui mi trovo a interagire, sicuramente testimoniano un tentativo di dire una certa cosa in un certo modo per un certo tipo di destinatario. Che poi questa comunicazione vada o meno a buon fine è tutto altro discorso, ma ne possiamo poi riparlare. Ok, ti ringrazio. No, io mi trovo molto d'accordo con te, ma penso anche che sia molto complicato. Ecco. Cioè, la sensazione che ho nel momento in cui mi trovo a cercare dottorato, anche in altre occasioni, è quella di avere sempre la coperta troppo corta, no? Cioè vai a toccare delle cose, però poi dopo, ecco, c'è anche tutto un altro aspetto. Quindi, ecco, quello che mi interessava mettere in luce è proprio questa varietà di aspetti e l'elemento, la difficoltà poi è anche quella di tenere di volta in volta nella giusta considerazione gli aspetti importanti per dare un quadro per quanto possibile omogeneo e d'insieme. La seconda cosa che volevo chiederti parte in realtà da una riflessione, no? Su come ormai la presenza in un volume del genere come quello Treccani di contributi sulla popular music, non soltanto il tuo ma anche altri, quello della professoressa Facci, insomma, ma anche altri contributi, non sono gli unici due che toccano questo ambito, sia considerata oggi, penso, no? Assolutamente necessaria, ma anche abbastanza pacifica, direi, è normale. E mi sembra del resto che anche nel mondo dell'accademia ormai
molte università offrano corsi dedicati a questi argomenti e che quindi la situazione di oggi sia molto diversa, no? Di quella di anche soltanto pochissimi anni fa. Ecco, dal tuo punto di vista è così? Cioè la situazione della popular music nelle accademie italiane effettivamente è cambiata nell'ultimo periodo, oppure hai la sensazione che ci sia ancora della strada da fare per far sì che venga integrata in maniera abbastanza naturale nel panorama degli insegnamenti musicologici o etnomusicologici? Allora, no, ritorno solo su un dettaglio di prima e poi arrivo con questa risposta, nel senso che quello che tu hai detto rispetto ai contesti, rispetto anche all'unicità poi delle situazioni, la sensazione di avere la coperta sempre troppo corta e troppo stretta, e anche quella di avere sempre, come dire, accesso a una persona di meno con cui dovresti o vorresti parlare. E per me fare questo tipo di lavoro vuol dire anche andare a cercare le persone, i luoghi, cercare il quanto più possibile le istituzioni, le macchine con cui queste cose si facevano. E quindi credo che una parte del discorso anche di ricostruzione passi proprio di qui, per un lavoro di scavo ancora moltissimo da fare, che vada a ricercare testimoni che molto spesso sono magari stati intervistati e la cui voce già conosciamo bene, ma a cui non sono state sempre fatte le domande giuste, come dire, o abbastanza specifiche per riuscire a darci degli spunti interessanti poi per lavorare quando vai a lavorare sui linguaggi musicali e questo tipo di... Torno qui sulla seconda delle questioni che mi ponevi, cioè a che punto siamo un po' con la situazione della popular music in generale nell'accademia italiana, se vogliamo dirlo così, o all'interno degli studi musicali. Allora, certamente, come dire, se io devo pensare al mondo, io nonostante la barba e nonostante il colore della barba e dei capelli non sono poi così vecchio, ma sono abbastanza vecchio per essere entrato nell'accademia come studente nel 1998, e parlo della situazione cremonese. Qui non esisteva ancora un corso che si chiamava Musiche Popolari Contemporanee. La mia esperienza è stata quella di vederlo nascere, di essere stato uno di quelli che si sono interessati a questo tipo di studi, e quindi di vedere che poi in questi anni c'è stato veramente un allargamento che non ha riguardato solo l'università, ma anche l'insegnamento nei conservatori, per esempio, di questo tipo di repertori, con alcuni limiti di cui sarebbe lungo parlare, insomma, in questa sede. Quindi sicuramente la sensazione è che la situazione sia complessivamente diversa rispetto a qualche anno fa, che ci sia stata un'espansione. Quello che soffro in questo momento un po' come tipo di sensazione generale è l'integrazione. È un'integrazione che sento sempre più necessaria tra le competenze più tipiche degli studi musicali in senso lato, e in questo intendo sia quelle, diciamo, che provengono dalla tradizione musicologica, storiografica e analitica, ma anche quella etnomusicologica, quindi tutto il portato anche di un occhio e di un'attenzione etnografica, se vogliamo, da un certo punto di vista per le situazioni, comunque della ricerca di un dialogo con quelli che sono i musicisti e gli oggetti poi della tua ricerca. Devono, secondo me, su questi repertori poi complementarsi con dei saperi che sono dei saperi anche interdisciplinari, che sono dei saperi tecnici, che sono dei saperi che hanno a che fare con anche la consapevolezza dei circuiti mediali e di come si costruiscono i prodotti mediali, che probabilmente questo sì è un campo ancora da costruire. Penso a quello che è successo abbastanza recentemente, diciamo, nei paesi anglosassoni con Art of Record Production, con tutto un certo tipo anche di convergenza tra studiosi e
e operatori dello studio di registrazione, che ha dato secondo me una serie di risultati molto importanti. C'è un altro ambito che è quello delle creatività contemporanee, dove questi temi possono ulteriormente essere sviluppati, e che credo che potrebbe essere uno proprio di quei terreni interdisciplinari dove anche sociologi, dove anche altri tipi di competenze anche più mediologiche potrebbero entrare in un discorso condiviso. Ecco, quindi questo terreno è un terreno che non cessa mai di muoversi, che forse può ancora essere smosso ulteriormente. Ecco. Ti ringrazio, quindi diciamo di strada se n'è fatta, ma ci sarebbe molto altro da fare. Sono d'accordo con te per quanto riguarda la metodologia, no? Il dialogo con i protagonisti poi delle varie produzioni, che effettivamente dà dei risultati importanti, soprattutto. Sì, è vero, ci sono molto spesso le interviste che poi si riferiscono soprattutto a ambiti di tipo giornalistico o di critica musicale, ma in effetti poi è importante vedere che tipo di domande vengono fatte. Molto spesso le domande sono sempre le stesse e invece dicono sempre le solite 4 cose, senza poi entrare nel dettaglio, senza approfondire. Quindi sono assolutamente d'accordo con te sulla necessità anche di muoversi in quella direzione, di non fermarsi soltanto all'analisi diciamo, e basta, ma integrarla con una prospettiva poi che guarda anche all'etnografia di fatto. Anche perché credo che da qui passi anche un tema cruciale, cioè quello di costruire in qualche modo con la controparte, se vuoi, da un certo punto di vista, o comunque con quelli che sono il tuo campo di studi, costruire un certo tipo di rapporto di fiducia e di riconoscimento reciproco, che in questo momento totalmente manca. È difficile parlare con i musicisti, è difficile parlare con degli autori e come dire, e spiegargli che cosa facciamo spesso. C'è un pregiudizio molto diffuso, no? Che la tendenza è quella di non conoscere o non riconoscere anche il ruolo del studioso di musica, del musicologo. Sì, io sento comunque una grossa difficoltà, proprio perché spesso gli interlocutori si mettono sulla difensiva perché tu sei il musicologo, quindi quell'idea del tuo ruolo è spesso difficile da scardinare, ed è un'ulteriore operazione che bisogna fare, insomma, ma che sento molto necessaria in questo momento. Va bene, senti, visto che c'è la terza protagonista, non c'è, ne approfitto per fare un'ultima domanda che riguarda, diciamo, la situazione dell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, no? Quindi quella della pandemia, del Covid, eccetera, eccetera. Se immagina un attimo di dover scrivere un po' il sequel del tuo contributo tra un po' di anni, secondo te, alla luce di tutto quello che è successo, a livello di produzione, ricezione musicale, dovresti aggiungere qualche tratto, qualche elemento specifico al tuo contributo legato appunto alla situazione pandemica, o pensi sia troppo presto per dirlo? Che ne pensi? Onestamente credo che sia presto. Onestamente credo che sia presto. C'è chi ha anche detto che quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo è un assaggio del futuro che arriverà, ma io non faccio il futurologo, quindi cercherei di stare un po' indietro su questo tipo di valutazioni. E quindi, rispondendo con una battuta, dico proprio questo, che non abbiamo ancora le carte in mano. Sicuramente, come dire, la riconfigurazione del settore della musica dal vivo rispetto alla fonografia, rispetto a tutta la circolazione anche musicale, cambierà in alcune direzioni che forse abbiamo visto sperimentate in questi ultimi 18-20 mesi, ma alcune cose andranno a perdersi, alcune si trasformeranno, e quindi credo veramente sia molto presto per fare delle valutazioni di questo tipo. Va bene, ti ringrazio. Io allora a questo punto lascerei la parola a Lisa La Pietra. Eccoci qua.
Procedo? Sì. Allora, buonasera a tutti. Mi associo ai ringraziamenti di tutti i colleghi nei confronti della Fondazione Levi per l'organizzazione di questo evento, per il coinvolgimento di tutti, per questa opportunità di incontro e di confronto. E grazie alle colleghe Lina e Paola per l'organizzazione del progetto specifico. Questa giornata ricchissima e tempisticamente complessa per la quantità di argomenti e informazioni trattate, mi ha reso entusiasta in alcuni momenti, mi ha lasciato più perplessa in altri momenti, ma in fondo è anche la ricchezza, il lato positivo, se vogliamo, di un esperimento di questo genere. E alla velocità, tempisticamente dobbiamo comunque, al ritmo, dobbiamo comunque ci siamo ancora? Sì. Allora, il mio ruolo in questo momento qui è difficilissimo perché facendo riferimento alla presentazione di Busetto oggi, di fatto io sono una di quelle, o forse quella, che ha detto, che ha osservato, che ha presentato qualche obiezione sul XX e sul XXI secolo del volume, insomma. E a questo proposito vorrei far presente che la diplomazia non è una delle mie caratteristiche principali, quindi mi scuso anticipatamente per l'attitudine alla dialettica. E a questo punto inizierei la conversazione con il professor Cecchi, se è d'accordo, o non lo so, perché non so se Sandro Cappelletto è ancora lì, quindi ditemi voi se posso fare una domanda a Sandro Cappelletto oppure se procediamo direttamente con il professor Cecchi. Allora, il professor Cappelletto non c'è, proceda con Alessandro. Procediamo. Buongiorno professore. Allora, io non mi sarei mai voluta trovare nella sua posizione perché credo che le sia stato affidato un compito veramente molto 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 arduo, nel senso che quando poi si trattano argomenti di questa complessità intellettuale, contenutistica dal punto di vista delle fonti, anche di reperibilità e di possibilità di ricostruire completamente l'arco storico attraverso le fonti della vita delle persone che lei ha citato, mi rendo conto che si fa un lavoro difficilissimo, ma si fa un lavoro molto difficile, cioè diventa un lavoro molto complesso perché gli approcci sono tantissimi, le avanguardie e le ideologie ci hanno lasciato un patrimonio e restituito un panorama difficile rispetto al quale creare delle connessioni e ci sono tanti percorsi. Io stessa quando faccio un intervento mi faccio tante domande, mi metto in discussione anche rispetto alla ricezione, a quanti oggi c'è la necessità per i contemporaneisti di dialogare, di cercare di interagire con più specialità, quindi con più professionisti. Ci sono gli informatici, ci sono i medici, ci sono i neuroscienziati, ci sono i linguisti e non ci sono solo più i musicisti o la differenza tra il musicista tradizionale inteso in questi termini o il musicista elettronico. Il musicista elettronico non è più un UFO, insomma, tra l'altro per fortuna. Detto questo, mi rendo conto, guardando l'indice di questo volume e leggendo non solo il suo di articolo, ma anche gli altri collocati nel XX secolo e al di là di quello di Vidolin, tutti gli altri, che in Italia c'è una difficoltà ad accettare alcune prassi, alcune velocità del XX secolo e ci sono, non so se c'è un romanticismo, una tendenza a trattenere determinati aspetti più rassicuranti invece di questo tempo e a non accettare forse la rapidità e la bulimia con la quale questo secolo che ha già non ha solo 20 anni, ma ha già 20 anni per tutto quello che ci ha restituito, in realtà ha già fatto storia, abbia già fatto storia. Allora io quando dopo Vidolin sento parlare di pop music, dal punto di vista scientifico ho una difficoltà a livello di ricostruzione dell'arco storico e faccio fatica anche
a pensare, ad associare immediatamente un uomo che ha fatto la storia come l'ha fatta già Vidolin al cinema, insomma, però mi rendo conto che è una connessione giusta, corretta, però io, essendo una specialista di musica contemporanea, specialista dell'analisi del segnale e del suono, sento la mancanza di indagare anche in Italia tutta una serie di argomenti, argomentazioni che ci sono e che all'estero trattiamo. E mi sconvolge anche, insomma, non sentir parlare come ultimo compositore di Respighi. Tutti gli altri dove sono, insomma? Chiaramente nell'indice ci sono paragrafi dedicati a compositori, c'è quello di Mario Messinis, che giustamente lavora sull'avanguardia classica, quindi Berio, Maderna Nono, penso ad altri che si sono occupati di Stockhausen e così via. Però, ecco, vedo c'è un problema oggi nell'accettare, soprattutto in Italia, mi sembra che ci sia un buco nero nella definizione e nel modo di trattare il rapporto tra XX e XXI secolo. E mi sembra che ci sia anche nella ricognizione di causa di alcune tematiche estetiche, dell'approccio allo studio della tecnologia. Prima, se non sbaglio, Silvia parlava di obsolescenza. Però noi abbiamo avuto il cognitivismo, adesso siamo passati alla machine learning, c'è il transumanesimo, c'è il deep learning, c'è il fake voice, ci sono tutte quelle pratiche di composizione assistita e non, di prassi algoritmiche, ci sono i modelli GAM, c'è il progetto Magenta, c'è il flow machine di PAC, ci sono i music transformer, c'è il debug, cioè ci sono tantissime cose che l'Italia tende ancora, da cui forse tende a proteggersi o non lo so, insomma. E se per caso si volesse difendere un prodotto italiano, oggi nel XXI secolo è comunque un po' difficile, perché siamo in Europa e siamo in una dimensione federalizzata, diciamo, a livello utopico quantomeno, quindi queste barriere dovrebbero essere abbattute, ma questa è una cosa che Cecchi fa nel suo articolo. Io ho una domanda, cioè nel senso, mi domando, lei accosta all'inizio Benjamin e Adorno, poi intercala in qualche maniera Schäfer a Schäfer, poi fa giustamente una considerazione su Stroppa che io vedo diversamente e poi parla di tutta una serie di supporti che è importante trattare, giustamente il rapporto tra DVT, TV e così via, sia dal punto di vista del trattenimento dei contenuti audio, sia poi quelli della diffusione. Allora io la prima domanda che ho nei confronti del professor Cecchi è, anche nel leggere il suo titolo, rispetto al quale faccio l'ultima osservazione e poi lascio la parola a lui, mi sembra che in Italia soprattutto ci sia questo atteggiamento anche linguistico di voler riuscire a collocare in dei macro blocchi lessicali anche un po' presi dall'eredità anglofona, parole che abbiano che rientrano in una dimensione un po' pop, no? Che è anche il rischio che si corre poi mettendo insieme De André, Berio e Stroppa, Filidei, Cosmi, eccetera, tutti i compositori, tutti gli approcci, tutti i generi, il jazz, eccetera, e così via. Allora, io mi domando, con tutti i problemi che abbiamo culturalmente, con il buco nero vero che c'è in termini di conoscenza della seconda parte del XX secolo e del XXI secolo, con tutta l'esigenza di approcciare, esporsi alla conoscenza di questa voracità di creazione e l'importanza dell'avvento delle scienze nel rapporto con la musica, il fare musica, il comporre musica, ma anche
eseguire, perché oggi abbiamo produzioni musicali in cui ci relazioniamo con i robot, in cui ci relazioniamo con sistemi di algoritmi che interagiscono con una percentuale di autonomia direttamente sugli strumenti e in termini di produzione di input e output come dei veri esecutori. Io mi domando quali siano, come mai alcune scelte, quali sono i pensieri che hanno portato il professor Cecchi a fare le scelte che compongono, attraverso il quale lui poi ha stilato il suo articolo, perché gli approcci poi definiscono anche le scelte di collegamento, di connessione, stabiliscono anche la sedimentazione della conoscenza. E allora mi chiedevo a che punto siamo in Italia da questo punto di vista, leggendo un articolo come il suo, e semmai poi vedremo alcuni esempi nello specifico all'interno della sua scrittura. Grazie. Sì, non so se ho capito bene la domanda, però... Scusa Alessandro, scusa se ti blocco un attimo. Sì. Allora, inviterei a fare domande un po' più contenute innanzitutto. In secondo luogo, sono stati anche chiamati, penso, Armando Ianniello per dei riferimenti che ha fatto nel suo intervento, e anche Vera. Quindi allora procediamo con ordine. Comunque lascio senz'altro ad Alessandro Cecchi la parola iniziale, e poi gestisco io delle altre forme di risposta. Grazie. Allora, il tipo di lettura che io posso dare di questa domanda è una lettura sintomatica. Quindi sostanzialmente intravedo alcune questioni di fondo, forse fondamentali, per esempio di, non so, negoziazione del termine storia, rispetto al quale io preferisco un termine di archeologia, ma nel senso proprio dell'archeologia dei media, in un senso molto chiaro. Cioè la musica non si dà in quanto suono, in quanto musica, se non attraverso una mediazione. E questo ci dovrebbe portare a un'attenzione molto, molto alta per i sintomi. E i sintomi spesso stanno nei sistemi mediali, più che negli approcci autoriali. Se posso citare Alessandro Bratus, lui fa un'operazione molto interessante da molti punti di vista, proprio perché individua dei sintomi. Faccio un esempio tra tanti. Un sintomo apparentemente non musicale, anche se connesso alla musica, i programmi di Renzo Arbore, insomma, degli anni '80, ecco, che sono programmi che ci permettono una lettura della cultura di quegli anni, dei passaggi fondamentali, cambiamento del rapporto tra i media, soprattutto la televisione e il pubblico, e che investe profondamente anche rispetto alla musica, insomma, la musica in quanto oggetto. Ecco, sono questi, oppure la fondazione, no? la nascita di case discografiche, passaggi che riguardano passaggi di tipo produttivo. Ecco, diciamo, il punto è cosa vogliamo fare, cioè se vogliamo fare una, come dire, parabola storica di stampo ancora tutto sommato idealistico e trova delle connessioni, delle implicazioni, delle conseguenze, come dire, lineari, oppure se vogliamo provare a leggere dei sintomi. In questo sta la mia non scelta di campo, nel senso che non penso che ci sia un campo della popular music, un campo della musica d'arte, un campo della sperimentazione, un campo del mainstream, ma sia un campo culturale in cui tutti questi elementi non tanto convivono, ma si spiegano reciprocamente. Quindi questa è un'operazione che io ho ritenuto di poter fare sulla base di una richiesta che mi è stata fatta, no? In questo caso da Sandro Cappelletto, di provare a lavorare sulla questione dell'ascolto, che io ho affrontato in termini squisitamente culturali. Quindi insomma la percezione per me appunto è semplicemente mediata da aspetti che sono culturali, che sono non necessariamente soggettivi o non sono tutti soggettivi, e quindi ho cercato sostanzialmente quali sono i passaggi rilevanti per quanto riguarda a livello sintomatico ciò che sta succedendo. E quindi ho ritenuto che per esempio fosse rilevante parlare dell'introduzione di autotune rispetto ad altri aspetti, no? Magari più autoriali, perché tutto sommato le implicazioni che si traggono dal primo uso, appunto anche diciamo abbastanza radicale, cioè non solo limitato al controllo dell'intonazione, ma che già sconfina nel campo appunto della ricreazione del suono, della sua manipolazione, della sua distorsione, se vogliamo,
cioè Believe di Cher, con quella che è per esempio lo scenario della trap contemporanea, cioè quel piccolo passaggio ha avuto delle implicazioni che ancora non si sono esaurite, laddove magari l'approccio, no, alla grande opera, al grande autore, a mio avviso è un approccio ugualmente interessante nella misura in cui diventa connesso appunto all'aspetto della produzione mediale. Quindi un caso come quello di Luciano Berio per me è sicuramente interessante, ma perché è in quel caso un compositore che muove delle importantissime, come dire, questioni che sono proprio delle infrastrutture, no? A partire dall'idea che abbiamo, no? Della nascita dello studio di fonologia. Quindi diciamo, io intendevo semplicemente rilevare, no? La difficoltà che le teorie dell'ascolto, basate sicuramente su altre tipologie di repertorio, o comunque probabilmente basate anche sui dei preconcetti, su quali sono i repertori veramente fondanti, veramente importanti, siano di fatto armi spuntate per la situazione contemporanea. Quindi sono partito dai dati a un certo punto proprio per dire la teoria ci porta fino a un certo punto, le teorie dell'ascolto sono quelle note che conosciamo, oggi sono abbastanza inservibili per evitare di balbettare, insomma, in qualche modo, intorno ai processi culturali, che sono anche i processi di ascolto contemporaneo, parliamo di dati, parliamo di impatto in termini di milioni di persone che hanno determinati produzioni, prodotti mediali, determinate piattaforme. Quindi il tentativo è semplicemente questo, cioè di non ragionare per, come dire, un canone di fatto preordinato, no? Come dire, di grandi personalità, di grandi autori che sicuramente hanno influenzato il nostro tipo di ascolto e la storia della musica, ma di ragionare meno in termini storico-musicali. Tanto è vero che Cappelletto mi ha chiesto un contributo che fosse proprio una sezione più di saggi, no? Come dire, fosse più un saggio che una parte integrante, no? Si potrebbe dire anche del percorso. Quel che mi è difficile capire dove sia la difficoltà, ecco, nel tenere insieme queste difficoltà, questi diversi repertori che però affondano le loro radici nella stessa configurazione mediale in cui ci troviamo. Cioè, il mio invito era semplicemente a occuparmi dei sistemi più che degli autori, e nello stesso tempo forse c'è anche un altro punto che posso rilevare, non so se aiuta a rispondere, che è quello di avere una prima visione sulle teorie giustamente del XX secolo, e non possono essere considerate più valide, diciamo, per la nostra situazione attuale, ragionare sui dati che erano abbastanza freschi all'epoca, ma che oggi ovviamente sono superati, perché erano dati del 2016, comunque abbastanza recenti per quel momento, e poi soprattutto capire quali sono le molteplici direzioni in cui stanno andando appunto le ricerche sull'ascolto musicale, senza avere però un preconcetto di alcun tipo, cioè senza considerare una forme, da un punto di vista culturale, diciamo, per me c'è il passaggio, per me indispensabile, è il passaggio da delle forme valutative, da delle forme gerarchizzanti, appunto, tra le varie forme di espressione artistica, a invece un aspetto totalmente diverso, che è un aspetto descrittivo, comprendere le pratiche e inserirle però in dei sistemi che coinvolgono, che sono una negoziazione continua con lo spettatore. Ecco, il concetto d'ascolto poteva essere un buon punto. Il titolo stesso del saggio mi è stato suggerito da Sandro Cappelletto, io l'ho accettato ieri perché ho voluto proprio ragionare in termini che mi sembravano quelli culturalmente più interessanti in quel momento. Per esempio la questione della fonolatria, riportata appunto all'idea del ritorno, il cosiddetto ritorno del vinile, che aveva delle interessanti implicazioni in termini culturali, ecco, più che della realtà. Cioè non sono andato sinceramente a scavare in questioni su come stiano veramente le cose, ma su quale sia il discorso culturale intorno al vinile, su quale sia una parte ovviamente del discorso culturale intorno per esempio all'introduzione di software di controllo vocale, o comunque di controllo elettronico, insomma digitale, soprattutto del suono, e interrogarmi in questo senso anche in vari altri sensi. Per esempio i passaggi fondamentali che si sono avuti nella storia del cinema, nella storia del cinema, sono interessanti da questo punto di vista, perché i passaggi apparentemente abbastanza marginali, no? Per esempio l'introduzione del CinemaScope, l'arrivo quindi davvero nelle sale, insomma in un buon numero di sale, della stereofonia a 4 piste, quindi di una certa forma di spazializzazione, è un dato interessante che forse non è connesso a come dire, prodotti autorialmente
importanti, ma è connesso a un cambiamento delle tipologie d'ascolto, e quindi gli stessi compositori, tecnici del suono, fonici di mix, adattano le loro competenze a quello che era in quel momento una novità, che era però in una forma di intrattenimento, di super spettacolo, appunto, in cui lo schermo si allargava e l'ascolto diventava stereofonico. Lo stesso vale per l'introduzione, insomma, del Dolby Atmos e di un diverso tipo di spazializzazione recente. Anche lì ci sono alcune contraddizioni nel discorso culturale che io cercavo semplicemente di portare avanti. È chiaro che è tutto opinabile, insomma, ecco, sia quel che ho scritto, ma soprattutto il tipo di scelte che ho fatto. Però quella è la struttura del saggio, quindi ritengo che possa avere una sua funzione, anche se stimola un dibattito critico, va benissimo, anzi ritengo che la sua funzione sarebbe svolta egregiamente. Però ci tenevo a far capire che forse anche in questo tipo di interventi, più che capire la relazione, no, tra il campo della popular music e altri campi, insomma, mi interessa di più l'interrelazione che c'è, appunto. E il sistema dei media, secondo me, è il fulcro, forse, se vogliamo, di questo tipo di discorso. Non so se ho risposto, però insomma ho messo lì alcune suggestioni. Sì, no, a questo proposito, proprio innanzitutto sentendola parlare mi rendo conto che, se non intendo male, non capisco male, lei è molto più vicino ad un discorso di popular music che di musica contemporanea intesa in termini colti. E infatti avevo avuto questo sospetto proprio nel momento in cui lei citava l'autotunes. Allora mi sono detta: perché autotunes e non per esempio Adios Cult? Allora lì c'è una chiara attenzione a quello che è per l'impatto. Ecco, per l'impatto sulla dimensione dell'ascolto, molto semplice. Sì, no. Un attimo. C'erano anche altre persone che erano coinvolte nella prima domanda, quindi... Scusate il disturbo. Ecco. No, va benissimo. Qualcuno vuole intervenire in merito alla prima parte dell'intervento? Lascio aperto, se no proseguiamo, ovviamente. Il microfono, Vera. No, che stavo parlando, poi è saltato il gatto. Allora, no, non ho capito bene, credo. L'osservazione di Lisa era riferita a come è stato concepito il volume, oppure all'organizzazione della giornata di oggi? Perché mi sembra che poi sta parlando del volume, tu abbia detto che in effetti poi tratta... parlavi del volume o della giornata di oggi? Ad esempio, quando parli del buco nero, di conoscenze, eccetera, eccetera. Di coscienza italiana, mi sembra che ci sia nella scrittura. Allora, intanto forse il mio punto di vista non interessa nemmeno più di tanto, però io parto da questo presupposto. Leggendo l'indice di un volume ci rendiamo conto dell'approccio che un paese ha, che un autore ha, che un pensatore ha, ok? Quindi effettivamente ci sono nel capitolo del XX secolo molti compositori che sono stati importanti rispetto alla completezza dal XX al XXI secolo nell'organizzazione della giornata di studi dal XX al XXI secolo. Quindi pensavo di averlo reso chiaro. Ma dicevo che comunque anche nel volume mi rendo conto che c'è, forse romanticamente, non lo so, mi sarebbe piaciuto chiederlo a Cappelletto, un'attitudine forse a trattenersi, a rilanciarsi più romanticamente in quello che è stato un Novecento storico, perché perché si è scelto di non trattare tutta la dinamica che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, il transumanesimo, ma ancora prima tutta quella che è la letteratura di Romitelli, di Gervasoni, di Fedele, di Francesconi. Cioè, voglio dire, è una domanda di chi all'estero vede purtroppo andare le cose molto, molto velocemente e vede una produzione fondamentale che viene dall'Italia, di quella generazione a cavallo
tra il XX e il XXI secolo, e poi è sempre più difficile riuscire a parlarne. Allora, la cosa che dicevo è, c'è per uno studioso come me che si occupa proprio di quello, cioè del rapporto tra la seconda parte del XX secolo e il XXI secolo, c'è un problema di comprensione dell'approccio accademico italiano a identificare un collegamento dall'avanguardia classica poi direttamente al jazz, al pop e a questi approcci qui, quando in realtà c'è tanto da parlare di musica contemporanea e ci sono anche tante altre cose da dire, ecco. Non so se ho reso l'idea, però. Sì, ho capito, però dunque questo va bene, è legittimo ovviamente, però ecco, io forse non andrei come dire, manca tutto questo, di tutti questi problemi che abbiamo, e perché occuparci di queste altre cose? Perché in effetti avevo capito. No, equivoco fondamentale, Vera. Io non dico... No, va bene, ho capito. No, però deve essere chiaro, perché io posso anche non partecipare più se ho creato un equivoco, ma voglio solo dire che sia chiaro quello che dico, che c'è il jazz, c'è la pop music, ci sono tanti filoni paralleli, come lo sono state le ideologie, se vogliamo, come lo sono state le avanguardie, c'è una pluralità di espressioni, però che non vedo la popular music come una conseguenza dell'avanguardia classica, perché c'è anche tanto altro da dire, voglio dire, ecco, mi chiedo solo a livello di cognizione storica. C'è scritto che è una conseguenza, cioè dov'è che è scritto che è una conseguenza? No, allora forse non riesco a trasmettere quello che vorrei, sarà un mio problema linguistico di comunicazione, non lo so. No. Voglio dire semplicemente che sembra nella ricostruzione storica, nella lettura di un indice, sembra che ci sia una ricognizione storica che connetta, ma magari all'immaginario collettivo, che è così. Io non ne sto facendo non è una critica, è una lettura. Domanda da porre al curatore, io non... Sì, infatti. È una domanda proprio di comprensione, nel senso che se io vedo un collega che parla della differenza tra Maderna, cioè ma non lo so, una qualsiasi persona si struttura struttura il proprio lavoro attraverso un indice, incasella il proprio lavoro in un indice. Io leggendo questo indice mi dico, perché c'è una metodologia di tipo enciclopedico che giustifica una volontà di divulgazione e di diffusione di alcuni tipi di contenuti e di conseguenza di metterli in successione. C'è un'attitudine pedagogica di tipo sociale, quindi un voler educare in quell'ordine. C'è un problema, ci si pone il problema della fruizione di alcuni contenuti, di alcuni compositori, per cui vengono scartati. Cioè, la mia è solo una domanda di comprensione di alcune scelte che si fanno nel redigere determinati prodotti che hanno una diffusione. Tutto qua. Non so perché questa cosa viene presa con un'attitudine polemica. Cioè, io quando devo usare il nome di Schaffer o Grisei o qualcun altro, io mi faccio 1 miliardo di domande e mi infilzano con il forcone ardente, anche se non ho detto una stronzata. Quindi io semplicemente mi facevo una domanda che credevo fosse allora costruttiva. adesso un attimo, perché penso che le stesse domande sue si siano poste anche a Alessandro e chi Ma infatti è un dialogo su quello. No, lei sta facendo un dialogo con una persona che non c'è sull'impostazione del volume, che quindi penso vada al di là di quello che ci siamo proposti, soprattutto in questa sessione. Chiedo scusa e tolgo il disturbo allora, se risulta fuori luogo. Non c'è nessun problema. Si figuri. Chiedo Scusa Alessandro, prego. No, dicevo, va bene, cioè solo che le polemiche devono essere ben indirizzate, quindi basta chiarire a chi ci rivolgiamo. Cioè io in quel volume sono il responsabile della stesura di un saggio, mi è stato chiesto, quindi non posso rispondere o parlare dei ragionamenti che ci sono dietro. Penso che ce ne siano, ecco, poi sicuramente sono belle domande, però forse io non posso rispondere io, questo sicuramente. No, a lei